Amici bellini, parliamone. Allora. Kvicia Kvaratskhelia. Che però oggi non si è acceso completamente e cerchiamo di riprendere anche il ritmo delle live, perché se è vero come è vero che forse il Napoli non ha ancora il ritmo delle partite che ci ha fatto vedere del resto della stagione, anche io devo riprendere il ritmo dei video, e voi anche con i like preventivi. Voi siete forti, vediamo se arrivano anche like durante la live. Prendo tutti i vostri spunti, ne parliamo insieme. Iscrivetevi al canale se siete capitati per caso, perché domani esce analisi tattica, analizzeremo Parola di Spalletti. Voi mi potete stimolare con i vostri commenti e con le vostre considerazioni. Un saluto veloce, un abbraccio Andrea, e devo subito ringraziare, prima di cominciare il tutto, il mio carissimo amico Vincenzo per il suo supporto. Un abbraccio a Vincenzone, e anche Ettore Falanga che va di pound, e di pound prima ancora che io entrassi, lo leggo. Male, sono molto deluso, non è finita 4-0. Questo è il primo o il dopo. Non è finita 4-0 per imprecisioni loro. Non pretendevo il dominio, accetto la sconfitta, ma mi aspettavo almeno un equilibrio che onestamente volevamo vedere. Ma più che altro, più che l'equilibrio, la reazione. C'è stato poco Napoli, e quel poco Napoli che c'è stato è stato un po' prevedibile, un po' lento nella manovra. Loro ti fanno giocare male. Sentivo gli amici abbonati che parlavano anche del campo non ottimale, però tutti questi alibi, queste scuse. Il Napoli ha giocato già a San Siro col Milan, abbiamo visto una reazione, abbiamo visto un Napoli più performante. Andiamo, c'è chi parla di poco coraggio, c'è chi parla di 0 tiri in porta, keep calm. Ovviamente ragazzi, io non sono un pazzo. Se io l'anno scorso per esempio ho sempre mantenuto un profilo basso e vi ho detto non siamo ancora pronti, che notavo delle cose, quest'anno rispetto a quanto fatto noi e rispetto a quanto visto dalle altre squadre, io ci credo, e se ci credevo prima non smetto di crederci alla prima sconfitta, onestamente. Vedremo gli XG, vediamo anche al volo anche la classifica, perché questa secondo me deve essere la classifica di fine campionato, o meglio, questo è l'augurio ovviamente, con Napoli ben avanti, ben saldo in testa comunque, e secondo me in classifica ci sono bene o male i veri valori dimostrati finora sul campo. Cioè la classifica per una volta rispecchia effettivamente come sta andando il campionato, con il Napoli che merita di essere primo per quello che ha fatto, il Milan subito dopo perché comunque resiste, la Juventus bene o male la dobbiamo considerare, perché al momento è la squadra più in forma, perché continua la striscia di vittorie per 1-0, giocando male, tutto quello che volete voi, ma i punti sono quelli. E poi l'Inter che in questo momento si lascia alle spalle la Lazio, però vincono, ogni tanto perdono, ogni tanto vincono, non pareggiano, e quella è la classifica che ti esce. La Roma e l'Atalanta che insomma si alternano cose interessanti a cose meno interessanti. Questo è il mio auspicio, fate gli screenshot, dove sta? Quei pollici, lasciate i like, perché questa sia la classifica finale, e ne parliamo. E mi sa che devo ringraziare Diego Pugliese. Brutti tutti stasera, asfaltare la Samp ora.
Bene Diego, e ti ringrazio sempre, giusto pensare alla prossima, perché ricordate le varie considerazioni quando arrivò la prima sconfitta, quella con Liverpool, quella indolore, perché fu indolore per due motivi, perché finiamo comunque primi nel girone e poi c'è la reazione dopo. Ecco perché la consideriamo partita indolore. Io vi dissi, perché tutti quanti, meglio perdere ora che... Ok, e allora io vi dissi meglio perdere ora che lo accetto e vi do ragione se reagiamo dopo e non subiamo la sconfitta. Bene, Spalletti ci fa sapere che i ragazzi erano infuriati per la sconfitta, la reazione si vede bene, benissimo. Poi arrivano le sconfitte, quella che non servono a niente, meglio perdere in amichevole. Bene, siamo anche d'accordo, è meglio perdere in amichevole se poi ti serve questo per entrare in forma del campionato. Purtroppo alla sconfitta arriva quella con l'Inter, meglio perdere con l'Inter che con le medio piccole. Sono anche d'accordo all'amico Andrea Palazzo che me lo diceva, però non abituiamoci a dire meglio perdere che. Io preferisco sempre dire meglio vincere che. Sembra una banalità, ma non si deve poi abituare alla sconfitta la squadra, perché è una squadra giovane e quindi sappiamo le insidie di una squadra giovane che non è abituata a lottare per certi obiettivi e che quindi potrebbe subire. Ovviamente abbiamo un'occasione più che dorata con la Sampdoria, che però vince. Guardate la cosa assurda, una Sampdoria disastratissima che però vince oggi e quindi potrebbero arrivare in fiducia. Non voglio sapere niente, il Napoli deve dimostrarmi che questa è stata una partita del percorso, perché nel percorso ovviamente ci sono le sconfitte, non puoi pensare di non perdere mai, una sconfitta del percorso e tu chiudi poi il girone d'andata, che è quello che ci interessa per fare dei calcoli finali, con non troppe sconfitte, ecco, e quindi non abituiamoci alla sconfitta e rialziamo subito la testa con la Sampdoria. Partita penosa, non si può tirare fuori, non si può non tirare fuori i cartellini, specie i primi due falli. Il Napoli ha giocato al 50%, mi aspetto 9 punti con Samp, Juve e Salernitana. Speriamo bene, Giovanni. Vera squadra da temere, l'Inter, Barella, sono le braccia levate. Calma Claudio, noi non diciamo queste parole, anche se perché manteniamo sempre un profilo alto. Bisogna pompierare, diamo tempo ai nostri campioni. Io pompieravo prima e pompierò adesso, non anche è una questione di legittima coerenza. Non si gridava abbiamo vinto già prima e non si grida abbiamo perso adesso. Sono assolutamente con voi. Su Rachmani dal primo minuto cosa ne pensi? Carmine, è chiaro, è evidente che Rachmani, che poi ha fatto anche un paio di salvataggi importanti nel primo tempo, fa proprio un movimento di chi è un po' disabituato al campo, si fa trarre dal cross, va verso il pallone che però era teso perfetto, e lì io in reaction lo dico, se non avete visto la reaction siete completamente pazzi, andatela a vedere e a lasciare il like. Là mi sembra quella cosa dove tu devi sentire il tuo avversario per sbilanciarlo e per dargli fastidio se la palla arriva nella zona sua. Se tu cerchi di anticipare il pallone, la palla ti scavalca. È proprio successo quello che è successo, che Dzeko ha fatto il colpo di testa senza il free header, come lo dicono gli inglesi, senza alcun tipo di cosa. È chiaro che adesso col senno di poi si può dire Rachmani non era pronto. Io mi ero permesso ma ci dobbiamo fidare di Spalletti, mi ero permesso nel pre-partita, nello short che ho fatto con la probabile formazione, di mettere Ostigard Ostigard in vantaggio anche su Juan Jesus, su Rachmani, qualora non fosse stato prontissimo. Spalletti l'ha ritenuto pronto, l'ha buttato subito nella mischia. Con il senno di poi possiamo dire Ostigard avrebbe colpito bene di testa quella palla, o magari Juan Jesus sarebbe rimasto attaccato, non lo possiamo sapere, magari avremmo preso un altro dei gol, non si può sapere, però è legittimo pensarlo, Fatemi anche andare a ringraziare allora, prima di tutto fermi tutti. Piccolo spazio pubblicità.
diceva Vasco Rossi, e adesso ne parliamo perché mi fa molto piacere. Poco brillanti, poco reattivi, poco cattivi, poco incisivi, poco Kvara e Osimhen, poco precisi, pochi gialli all'Inter, che però dobbiamo dire ha vinto meritatamente. Comunque stiamo calmi e buon anno. E io, nel ringraziare Francesco Fucci da Barcellona Azzurra, faccio comparire un regalo, e lo vedete. Francesco Fucci, è uscito il suo libro Pagine di Sughero, editore Graus Edizioni, e vi consiglio, io ho cominciato a leggerlo ed è molto accattivante, e lo finirò al più presto, sempre con il che fare. E vi consigli per gli acquisti, ecco, i regali di Natale, magari lo potete far trovare dalla Befana, Pagine di Sughero in tutte le migliori librerie. Grazie Francesco per il regalo, sei troppo carino. Meglio che la Samp ha vinto oggi, e anche questo ci può stare, Rossana, che hanno fatto 3 punti, però sono ancora inguaiati in classifica, quindi ne hanno bisogno di altri punti. Andiamo con calma. E un abbraccio a Jacopo, che tra l'altro, che ringrazio, e che tra l'altro scriveva: sosteniamo i nostri soprattutto ora, che il Napoli faccia gruppo, io aggiungo che Napoli, la città, nel senso l'ambiente, faccia gruppo, si faccia mentalità forte e presto. Scherzo, si faccia presto, ecco. Come dice Angeli, ti amo Napoli anche quando perde, ed è Angela. Allora, buonasera Luigi, a me preoccupa Kvara, è troppo tempo che non gioca al suo livello, colpa dei compiti assegnati, non lo so se è quello il problema, secondo me è anche lui deve riprendere la forma del campo, ecco, lo stato di forma della partita vera, perché le amichevoli non possono essere performanti come le partite vere. Kvara, ricordiamo, ha avuto un impatto buono non solo in campionato, anche in Champions. Dobbiamo aspettarlo senza problema. Non lo so se i compiti, perché non gli ho visto fare fase difensiva in affanno, non l'ho visto ripiegare troppo. Poi Spalletti ha detto alle volte lui è quello che può accendere la gara con delle intuizioni. Secondo me è solamente un momento di forma, non è brillante nel dribbling. Gli è riuscito una mezza volta nel secondo tempo, è riuscito anche a tirare, ma poi sull'esterno della rete. Dobbiamo aspettare ragazzi, c'è giusto il retropompieraggio, ed è giusto. Siamo a 200, ho visto Polly che saluto con un abbraccio, fatemi sapere, ecco 150, bravissima Polly che legge nel mio pensiero. Dobbiamo arrivare a 300, che dobbiamo fare con questi 150 like con 300 persone online? Dai, non ci disuniamo. Giocando male, malgrado Sozza, si poteva portare a casa un pareggio. È vero, se il Raspadori l'avesse angolata un pochino. Adesso testa alle prossime, il ritorno ce le giochiamo tutte al Maradona, tranne la Juve, ed è giusto. È arrivata la parte più difficile della stagione, ora troviamo una Samp dura. Lobo ok, Kvara denuncia per maltrattamento. Sì, Vale, ho visto la partita del PSG, Fabian inguardabilissimo. E tra l'altro il PSG vince la sua gara numero 16, quindi rispetto a noi che noi stecchiamo la 16ª, loro erano ancora senza aver perso e poi perdono la 17ª, quindi se noi manteniamo questo percorso ideale virtuale insieme al PSG, loro hanno vinto e perso, noi magari perdiamo e vinciamo e rimaniamo sempre con lo stesso punteggio del PSG. Sono d'accordo con te, Napoli lento, prevedibile, tanto giropalla sterile, con poche idee, persi quasi tutti i duelli fisici. Sì, i duelli sì, non li abbiamo. Se vogliamo andare poi anche alle prestazioni individuali, è chiaro che secondo me da un Anghissà ti aspetti di più. Lobo così e così ha perso un pallone, se non ricordo male, o un paio, però ha fatto comunque tanto lavoro anche di ripiegamento, veniva in mezzo ai due centrali per costruire, ha aiutato anche i due centrali in fase difensiva, quando c'erano i duelli per non fare il 2 contro 2, veniva sempre Lobotka ad aiutare, quindi Lobo benino. Però è anche sa che mi è venuto meno, probabilmente anche Zielinski che ha avuto un po' più il pallone tra le gambe,
però non ha avuto lo spunto, non ha mai saltato l'uomo, non ha mai avuto un passaggio illuminante, e quindi possiamo parlare un po' di tutti gli uomini anche singolarmente. Gabriele Gabola: uomini forti e destini forti, uomini deboli, destini deboli, tutti perdono, pochi si rialzano. Avanti Napoli, testa bassa a lavorare. Se mi viene un po' di Bicarbonapoli è perché io non dovrei fare pubblicità. Ma voi ce l'avete la Croix? La Croi, ce l'avete la Croi in Italia? Perché io non la vidi. Fatemelo sapere, così li contatto e vediamo di farci sponsorizzare dalla Croi. Scusate, ma Polli sta là, Catello, quando mai? Non molla mai. Polli non molla mai. Buonasera Luca, buon anno a tutti. Vediamo ora la reazione dopo questa sconfitta, che per la squadra è una novità come il post Anfield. Esatto. Wentz dice: adesso diranno che avevano ragione quelli che dicevano iniziasse il nuovo campionato. Oggi male, ma può succedere. Statisticamente doveva arrivare alla sconfitta. Inter bene, ma noi malissimo. E mi sembrano tutti commenti logici, ragazzi, e anche maturi. Buonasera Anna. Non cominciamo a costruire le croci sul Golgota, erano tutti un po' sottotono, ma ci sta. E aggiungo, anche se Olivera non mi è dispiaciuto nel suo compitino, e se servisse la qualità di Mario Rui per mettere qualche cross un poco meglio? Ma questa è una provocazione. 161 non mi bastano. No, non mi bastano. Diciamo sempre che conta il quanto. Quanto è importante? Conta il quando. Questa sconfitta non è arrivata nel momento giusto, secondo te? Prima o poi doveva avvenire, e su questo siamo d'accordo. Meglio ora con questa distanza di punti che in altri momenti? Ti rispondo sì, se vinci subito con la Samp. Sì, se vinci subito con la Samp, altrimenti diventa il gennaio terribile con la psicosi che la stampa ci ha propinato per un mese e mezzo. Questo è il problema adesso che deve affrontare il Napoli. Devono isolarsi, devono cercare, ma è difficile, questo fanno nella vita, leggono tutto, i social, quindi dobbiamo essere bravi noi almeno a coccolarceli. Con onestà, non è che diciamo bravi tutti, no, bisogna far meglio anche contro l'Inter, bisogna far meglio a San Siro, senza dubbio. Meglio che adesso, io dico, sono d'accordo sul meglio, è paradossale quello che vi posso dire, però secondo me meglio nello scontro diretto con l'Inter, che è quella più lontana delle altre tre, delle famose tre. Meglio con l'Inter, è meglio avere il vantaggio della vittoria contro il Milan, poi adesso vediamo con la Juventus, piuttosto che perdere punti con una piccola, le quali piccole di solito si inginocchiano e ci sono pochi upset in Serie A. Il Lecce oggi l'ha fatta la sua bella partita divertente anche per i bookmakers contro la Lazio, forse meglio con lì, però è importantissimo che poi mi dimostri con la Samp che non è successo niente, che il Napoli riprende la galoppata, deve riprendere la galoppata. Buonasera a tutti, perché poi il problema poi qual è? Sampdoria, Juventus, lì poi si può creare la psicosi, capite? Se poi stecchi con la Sampdoria finisci che vai timoroso la Juventus, che è una Juventus che non puoi, la Cremonese 3 pali e stava così, quindi non voglio saperne niente. Scusate il ritardo. Dire una cosa, eravamo scarichi e svogliati, senza idee sulle gambe. Ora tocca a Spalletti, speriamo di perdere meno punti possibili in questo periodo. Prestazione delle ultime partite amichevoli, molli, senza aggredire l'uomo, senza fare un'azione, speriamo che si riprendono. Che delusione stasera, è inevitabile. Buonasera, che bello rivederti live, grazie Gironde. Stasera bisogna essere oggettivi, l'Inter ha prodotto di più e ha meritato di vincere, ma non bisogna disperare. Elmas nota positiva, Elmas è entrato bene, entra prima ovviamente al posto di Kvara, nella zona di Kvara, poi dopo scala anche a centrocampo e fa pure un'uscita molto importante con tantissimi avversari, mi sembra brillante. Ora è chiaro, Elmas è uno di quelli che viene pure spesso maltrattato dai social, non sa fare niente, ma non solo dai social, quello viene dagli addetti ai lavori.
Però che ne sai se un Elmas che sta più in forma e più in fiducia rispetto a uno Kvara che io adoro, quindi non metto in discussione Kvara, ma se magari Kvara ha ancora bisogno di riprendere quella brillantezza, magari puoi anche decidere di partire con Elmas, ti prendi le improperie di tutto l'ambiente perché poi non hai messo Kvara e sarebbe stata tutta colpa di Spalletti. Però sono scelte di coraggio che devi anche poter fare. Questo è quello che io dissi a Spalletti, non so se i più attenti se lo ricorderanno, quando è arrivato Simeone, per esempio. Abbiamo detto, ok, abbiamo tanta roba anche in panchina. Spalletti deve essere bravo a capire i momenti di forma e anche alle volte ribaltare le gerarchie. Simeone è uno di quelli che quando sta in formissimo ti faceva 3 gol, ricordiamolo l'anno scorso con il Verona. Se noti che Osimhen sta meno brillante, puoi anche far giocare Simeone subito. Non avviene, devo dirvi la verità, con Spalletti. Chissà se questa sconfitta lo farà riflettere. Quanti minuti di intossico, Emiliano? 2 minuti di Koller. Penso 2 minuti bastano, anche 1 minuto. 1-0 abbiamo perso, 1 minuto. Seconde palle mai, centrocampo al 60%, più mosci negli impatti e voglio aggiungere un campo di patate, l'abbiamo segnalato anche il campo. Vedi, si era dimenticato di mettere il like. Non è un problema, Valentino, si può sempre recuperare, come il Napoli, vedi, deve recuperare da questa sconfitta, si può sempre recuperare i like non messi, 191 non bastano. Pino Stracandido, un po' avvilito dall'atteggiamento. Ma eri allo stadio, Pino? Domanda. Domenica voglio vedere 11 leoni cazzuti che si vadano a sbranare l'avversario e sarò lì con loro. Tu sarai lì quindi con la Samp. Bene, -4, -5. Vedi Diego che la sottolinea perché la statistica. 4 gennaio 1987, Fiorentina-Napoli 3-1. È uscita questa cosa, ovviamente, perché il napoletano è attento alle ricorrenze, è attento a certi tipi anche di coincidenze della storia del calcio che sono anche sfiziose. Si fa il richiamo ovviamente che l'anno in cui l'Argentina vinse il mondiale, poi il Napoli vinse il campionato, alla ripresa, la prima partita di gennaio, la ripresa, era proprio il 4 gennaio, vedi? Me lo conferma Diego. Il Napoli perse e poi comunque vinse. Ovviamente c'è una leggerissima differenza che non abbiamo Messi quest'anno e non è un paragone con Maradona, ma se vuoi fare il paragone con le epoche, quell'Argentina vinse quel mondiale con Maradona che avevamo noi e che quindi vinse con noi, in questo momento noi non abbiamo Messi e quindi il paragone è un pochino così, un po' che lascia un po' i tempi che trovano. Lo strano caso di Lozano e Politano: chiunque dei due sia in campo ti fa sperare che entri l'altro e poi dopo il cambio ti fa rimpiangere il precedente. Barco, non lo so, a volte è andata bene che chi subentra impatta bene, magari essendo più fresco con avversari un po' più stanchi. Questa volta Lozano ha fatto uno spunto su Bastoni, andando poi al cross, però poco altro. È proprio tutta la squadra che non è riuscita a mettere in condizione i trequartisti e lo stesso Osimhen per essere pericolosi. È stata un po' una cosa generale. Meglio Zerbin. C'è anche l'ottimo Fabio Versatile. Domani titoloni della Gazzetta e Tutto Sport sulla caduta degli dei. Io non lo so che telecronisti avete voi. Io Paramount Plus ho messo, di solito metto la telecronaca in inglese, ho visto che la telecronaca in inglese era sfasata, cioè si sentiva prima, non si vedevo le azioni prima che le commentassi, 1 secondo e mezzo, 2 secondi, che nel calcio è tremendo, e allora sono passato all'opzione della telecronaca in italiano, che comunque era sfasata di un pochino, e c'è stata un'esaltazione che non vi dico proprio, al gol di Dzeko, al finale, mancano 3 minuti, proprio contentissimo il telecronista, che poi a Lucca la caduta degli dei, quindi sì. Vabbè.
ce lo dobbiamo aspettare. Meglio aver perso con l'Inter ma devi vincere con la Juve. Rob, sì, siamo alle solite. Io questa cosa, meglio aver perso con Liverpool, meglio aver perso in amichevole, meglio aver perso con l'Inter, io rispondo sempre meglio vincere piuttosto che perdere. Non abituiamoci e reagiamo subito. Più che per la sconfitta mi preoccupa il poco gioco, visto soprattutto se dovesse ripetersi contro la Samp. Se ne abbiamo vinte di partite giocate male, vero, ma c'è anche l'avversario e l'Inter ha meritato. È un avversario che ti fa giocare male ed è un avversario che è sempre pericoloso perché la può mettere sulla fisicità, la può mettere sulla corsa e non ti puoi neanche allargare ad attaccare a tutto organico perché sennò basta una pallata e ti fregano, e quindi queste sono le difficoltà che ha avuto il Napoli. Poi nel secondo tempo l'Inter partono meglio. Il Napoli chiude il primo tempo con 65% di possesso palla, quindi è un Inter che gioca in contropiede come ci aspettavamo, nient'altro che quello, però creano di più e si mangiano dei gol. Dobbiamo essere però precisi e vedere le occasioni che ci riporta Understat con gli XG. Guardate il pallino più grande e clamoroso. Il Napoli arriva a 1,9 e sembra strano, però sono tutti dei pallini anche tra i tiri bloccati. L'Inter arriva a 1,47. Perché? Perché la stella che vedete azzurra, questa qua, si vede? Questa qua, questa stellina azzurra qua, è il gol di Dzeko, e quindi da vicinissimo non marcato è un XG bello grosso. Quell'altro pallino grande vicino alla stella è l'occasione di Di Marco, poi c'è l'occasione anche grande pallino che è quella là di Lukaku, e poi altre occasioni dove o non tirano o non arrivano il tiro. Quindi poca roba. Se vai a vedere il Napoli qualche presupposto, ma più che altro con tiri bloccati oppure con occasioni svirgolate, vedete, il pallino più grande è quello di Osimhen, perché controlla il pallone e poi viene contrato e disturbato da Çalhanoğlu. Viene considerato un tiro, ma alla fine non tira. Onana si accascia e glielo para. E poi ci sono altri pallini piccoli, c'è l'occasione di Raspadori, l'occasione di Osimhen nel primo tempo, scusatemi, di Anghissà del primo tempo, dove anche la svirgola insieme a quella di Zielinski che la svirgola, e un altro paio di occasioni contrate, niente di che. Il Napoli ci ha abituato a ben altro e quindi anche gli XG sono così. Lasciando stare stasera, hanno preso le misure a Kvicia. Peppino, io spero di no. Kvicia, secondo me partiva, la dico grossa tatticamente, e potete non essere d'accordo e chissà se qualcuno mi smentirà. Stava molto basso Darmian, lo manteneva molto basso, però gli stava molto vicino. Secondo me Kvicia aveva bisogno di più spazio per poi esplodere la sua corsa, esplodere il dribbling. Era costretto sempre ad accentrarsi, e quando ti accentri trovavi prima Skriniar, poi il ritorno di Barella, uno dei centrali che usciva perché tanto Osimhen era da solo. E quindi cosa manca al Napoli? Manca sempre, non è che col 4-2-3-1 avresti vinto, assolutamente no, però Osimhen isolato ti porta sempre che se lo può controllare alternato Acerbi e Bastoni, e un altro può sempre chiudere e andare a chiudere così. Hanno fatto un lavoro sporco i vari Barella, Çalhanoğlu che seguiva Lobotka e Lobotka che seguiva Çalhanoğlu si sono un po' annullati. Però Kvicia con un po' più di spazio, se avesse cominciato la sua corsa un po' più da dietro, perché lo fa nel secondo tempo quando aveva un po' di spazio e riesce a prendere le misure. Secondo me è stata una partita un po' maledetta, un po' bloccata per Kvara. Quello che ci ha fatto ecco, la mia risposta è questa: sta in credito pesante, cioè ci ha fatto vedere cose che vanno ben oltre quello che ci potevamo aspettare, quindi io gli concedo al più giovane della cucciolata, ripetiamolo sempre, gli concedo una partita sottotono. Angioletta, l'avevo pensato anch'io se avesse giocato Marizziello, vedi, può essere, col senno di poi siamo tutti bravi, è chiaro. I messaggi scorrono veloci e io me li sono persi troppo. Ecco qua, vedi? Partono dei TVB, che poi dei TVB tranquilli, che non ci sono insulti e non c'è niente, quindi noi rispondiamo sempre con affetto
agli avversari, ai tifosi avversari con dei pistacchi di affetto, a tifosi avversari che vengono invece di vedersi le live loro, ma ci fa pure piacere. Vi abbiamo annullato, non ci sono scuse. Ci avete annullato, ci avete sterilizzato, se vogliamo. Però non vi esaltate più di tanto, siete comunque parecchio indietro e io non riesco a parlare di un Inter bella onestamente, però il risultato è meritato e quindi non c'è problema sotto questo punto di vista. Allora dai, piano piano ritroveremo la forma assurda che avevamo nei mesi scorsi, i giocatori sono quelli, io resto tranquillo. Può essere pure che il Napoli stava overperformando rispetto alle proprie capacità, quindi io sarei d'accordo anche non ritornare a quegli sfavillamenti dove tu vinci, fai 6 gol all'Ajax, qualcosa anche di meno, che però sia qualcosa di più rispetto a quanto fatto vedere stasera. Con l'equilibrio, capito? Con l'equilibrio si può fare. Si è sofferto molto sulle fasce, sì, i loro terzini sempre molto liberi, che poi più che meglio che perdere con l'Inter, forse è meglio perdere sapendo di aver comunque un buon distacco. Sì. Ripeto, hai perso con quella là che è più lontana, quindi non è che te la senti addosso. È chiaro che il Milan a 5 punti ti fa sensazione, è normale. E invece sì, Bravo doveva spaziare, di spazio ne lasceranno sempre meno, non so poi se state anche parlando tra di voi ed è anche giusto. Partono i TVB che sono giusti, grande partita maschia, ma il calcio è uno sport di contatto, l'Inter l'ha messa sulla fisicità e non avevamo alcun dubbio al riguardo. Il Napoli si è sterilizzato da solo, purtroppo non ci sono giocatori in forma. Kim mi è sembrato in palla, sì, Kim sì. Kim ha fatto il Kim, ha fatto la prestazione che ci aspettavamo da lui, che ci ha fatto vedere anche in passato senza problemi. Forma fisica da recuperare, Biagio, secondo me è uno dei, se non il motivo principale di questa prestazione bruttina e anche della sconfitta. Ci hanno sovrastato fisicamente e non riuscivamo ad accelerare, a creare poi superiorità numerica mai. TVB, ok, ci sono giocatori che non devi togliere mai dal campo, Kvara è uno di quelli, vedi, questo è l'altro lato della medaglia. Kvara sembrava non in palla, è chiaro che è uno di quei giocatori che può cacciarti il dribbling dal cilindro fino all'ultimo momento, però ricordiamo anche una cosa, Spalletti secondo me, ricordate il discorso che abbiamo fatto 5 minuti fa, lo ricordate? Magari scegliere anche un Elmas se Kvara lo vedi che non sta in forma, c'è da ricordare come la pensa Spalletti e la scelta di Rachmani è una conferma. Quando i giocatori ritornano dall'infortunio Spalletti non va in graduale, Spalletti li mette in campo perché lui è convinto che si recupera la forma solo giocando le partite. È successo anche l'anno scorso con Zielinski, sta succedendo probabilmente anche ad Anghissà e a Rachmani, che mi sembrano un po' ancora fuori forma, e anche il ritorno di Osimhen è stato così. Quindi l'idea di Spalletti potrebbe essere quella di farli recuperare la forma e la brillantezza in campo. Official Anghissà Stan Room. Osimhen per me oggi è bocciatura e anche pesante. Osimhen non ha avuto moltissime occasioni, è riuscito ad andarsene sulla fascia mezza volta. Sì, a volte te la devi venire a prendere tu, devi venire più dentro. Poi non so se Spalletti ha parlato di questo, me lo immagino io che Spalletti si aspettava magari un po' di aiuto anche a centrocampo, perché quelle pochissime volte che l'ha fatto si sono creati anche degli 1-2. Però sì, è difficile trovare la sufficienza oggi tra tutti i giocatori del Napoli, bisogna dire. 250 like sono carini, nonostante eravamo a, non so, penso 50 like preventivi, qualcosa del genere, siamo in 360, che è una cosa importante per l'orario e vista anche la sconfitta, e vi ringrazio, quindi possiamo arrivare a 300 like.
Forza, 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 perché lo sapete che il like è per l'algoritmo e non per il risultato della partita. Adesso mi immagino già le prime pagine della Gazzetta e di Tutto Sport, schifezze, quindi noi almeno coccoliamo i giocatori, voglio reazione per chiudere l'andata a 50 punti. 50 punti sarebbe tanta roba, 50 punti sarebbe tantissima roba, sarebbero 3 vittorie nelle prossime 3. PS, ci sarà Guido? Sì, l'ho invitato e non mancherà. Victor servito poco e male, sì, vero, vero. Gli altri non correvano abbastanza, vero. Eravamo prevedibili, Angela, tutti i movimenti. Politano ci ha provato con quel famoso lancio alla cieca quando gli arriva il pallone la butta così e quello è sempre un po' impreciso. Poi l'Inder si difende bene e dobbiamo anche dare valore all'avversario. Off topic. Riconosco con contentezza che Elmas è cresciutissimo negli ultimi tempi. Vedo l'uomo, l'atleta esuberante, il calciatore sicuro di sé. È un off topic che è un in topic, Jacopo, perché poi è vero. Poi lui ha postato una bella clip sul suo Instagram ufficiale e c'ha dei colpi importantissimi. Senza proprio alcun dubbio. Kvara ha preso letteralmente ammazzate il primo tempo, è vero. Non informa nemmeno lui. Elmas pronto. Barella voleva far uscire Kvara in barella. Sì. Allora Ndombele, ecco Ndombele, vabbè penso ti riferisci a Ndombele, è entrato benino, probabilmente ecco, se Anghissà non mi dimostra che ce la fa, allora mettilo a Ndombele e può essere che si sia messo sotto, abbia recuperato una forma fisica accettabile e potrebbe performare meglio di un Anghissà in queste condizioni. Assolutamente. Da tenere non lo so, bisogna vedere a fine campionato quello che riuscirà a fare. Il prezzo è alto, il prezzo è bello alto, bisogna sicuramente ragionare. Andiamo a leggere altri messaggi, chiedo scusa se non riesco a prenderli tutti, ma siete in tanti e mi fa piacere. Voglio lo scudetto, farebbe male perderlo in un campionato così scarso, non ve le bene, un anni da prendere. Da marocchino, già, tu sei marocchino, l'ho visto molte volte, incostante ma forte. L'Inter non fa paura, Juve sì, vedi? È chiaro, perché hanno vinto 7 partite consecutive senza prendere gol, una cosa del genere. Sempre vittorie striminzite, anche con un po' di mazzo, che però sappiamo che fa parte di questo sport e non lo possiamo dimenticare, e quindi è chiaro che fa paura. Il ritorno, stanno anche giocando con una squadra martorizzata dagli infortuni che ha anche il Milan. Ecco, questo, se vogliamo trovare un punto di preoccupazione, è che il Napoli aveva tutti a disposizione praticamente, tranne Gaetano, mentre le altre hanno sofferto un pochino di defezione. La Juventus ancora non ha Pogba, non ha Di Maria, non ha Vlahovic, ne mancano tantissimi. Il Milan mancavano più che altro tanti panchinari oltre ai soliti nomi, e all'Inter mancava fondamentalmente il regista, però stanno facendo quest'anno con Cialanoglu meglio dell'anno scorso. Quindi il Napoli deve ritrovare, è come non averli, fondamentalmente come averli infortunati, perché se non stanno in forma è come non averli, però questi siamo e quindi dobbiamo rientrare subito in forma con questi. Giovanni, buonasera e buon anno nuovo e forza Napoli sempre. Io non mi abbatto, alla fine siamo sempre primi a più 5 sulla seconda, ricordiamo. E l'Inter ha 8 punti, la preparazione atletica si è fatta sentire e si vedeva. Può essere che il Napoli abbia bisogno di un'altra partita, poi si ricomincia subito. Quindi non è che abbiamo tantissimo tempo per metterci in forma, dobbiamo farlo immediatamente al più presto. Andiamo subito a leggere altri commenti mentre voi vi godete la classifica. La Juve stasera doveva perdere 4-0, l'ultima volta che la nominerò. Sì, io non l'ho vista tutta, ho visto il finale, vari pali, varie occasioni della Cremonese. Lì. Era proprio nell'aria. L'Angioletto aveva detto il gol di Kean e mi ha anticipato perché si sentiva proprio nell'aria il gol di Kean. Io avevo detto Rabiot. Entrambi hanno 2 occasioni clamorose con Carnesecchi, che poi non è carne secca, ma è Carnesecchi,
che fa un paio di parate così, e poi arriva il gol di Milik, e poi c'è il gol di Mertens, e poi c'è il gol di Mertens. Oggi non è la giornata nostra, ragazzi. Ci sono state altre giornate in cui il Napoli va e le altre tre si fermano, rallentano così. Oggi non è proprio la giornata nostra. Questa sconfitta inciderà dal punto di vista della mentalità o continueremo con una mentalità vincente? Vinci, e questa è la risposta che dobbiamo avere dalla partita con la Sampdoria. L'Inter è una squadra tosta. Io non ho detto facciamo un sobboccone dell'Inter. Io avevo quasi... Se voi andate a rivedervi tutti i video di questi ultimi giorni, compreso il mio intervento a Canale 8, a Telea, da Silvermele, da Claudio Vivenzio e tutte le cose, e anche con gli amici abbonati, io avevo fatto anche un discorso in prospettiva, perché ho detto la metto anche in conto la sconfitta a Milano con l'Inter, perché ci può stare... Non la accetto, non la apprezzo, ma ci può stare in un percorso, no? Tu fai un percorso e nel percorso ci sono un paio di inciampi, l'inciampo con una piccola della partita stregata, l'inciampo con una grande che ti gioca meglio in faccia, e capita, e quindi può capitare con l'Inter e potrebbe capitare anche con la Juve. Non dobbiamo pensare che sia tutto perduto, però devi assolutamente vincere con la Sampdoria e con la Salernitana. Io metto tutto in conto, e questa classifica, ok, facciamo conto che Milan e Juventus mantengono questo grande percorso così, la Juve si può portare in questo momento, la Juve 7 punti, ok? Fai conto che perdi e quindi si mettono a 4 punti, fa sensazione, non la vogliamo così vicini, però il Napoli può chiudere con soddisfazione a 47, il morto, il famoso morto che parla, diciamo così, 48 morto che parla, 47 morto che parla, 47 più 47, fate voi i calcoli, è un bel numero, è un numero con cui si vince lo scudetto. Se il Napoli riuscisse a bissare un girone d'andata straordinario. Quindi per questo è il pompieraggio convinto, non lo faccio solamente per difendere i miei giocatori e per rallegrare l'ambiente, sono convinto a livello di numeri che poi dietro pure non possono vincerle tutte, qualcuna se le toglieranno, ci sarà tutto magari non nel finale di questo girone di ritorno dove non ci sono scontri diretti, ce li abbiamo solo noi, con l'Inter e con la Juve. Il Milan deve incontrare la Lazio e la Roma, se non sbaglio. Non sono scontri diretti, non sono sorelle quelle là, quindi capitemi. Però c'è tutto un girone di ritorno dove ci saranno altri scontri diretti, dove ci saranno altre bucce di banana, quindi calma, ci tengo, è un pompieraggio convinto, ci tengo tantissimo. Forse carico di lavoro troppo elevato, abbiamo gambe molto pesanti, può essere che a lungo termine avremo qualche vantaggio, e può essere, e qua mi fai pensare a una cosa, Just Sleep, ovviamente queste sono tutte, è una situazione assolutamente nuova, quella del mondiale, non sappiamo il richiamo di preparazione, Spalletti lo ha già fatto in Russia e siamo d'accordo, però può essere pure un pensiero rispetto a come è andato il girone di ritorno l'anno scorso. Quindi il Napoli con i carichi di lavoro magari è andato bene, poi siamo venuti nel momento clou, siamo venuti meno, e può essere che il Napoli non voglia venire meno nel momento clou dove tutti i punti sono più pesanti nel finale di stagione, e quindi arrivare brillantissimi nel finale. Tutto possibile. Aggrediva molto meno. Siamo sì, è vero. Opinione impopolare, causa Spalletti. Sono convinto che senza alcuni infortuni su tutti quello di Osimhen avremo diversi punti in meno. Gestione della rosa discutibile. Opinione impopolare, Fabio, che io condivido. Anche la riscoperta di Lobotka fu frutto dei infortuni di Fabian e di Anghissà l'anno scorso. Bravo Fabio, perché dimostri di seguire il percorso e di capire che certi giocatori, nonostante Spalletti ci porta il discorso che sono tutti titolari,
Non è vero, esistono i titolarissimi di Spalletti e lo abbiamo visto stasera. I veri ballottaggi dove ti porti il dubbio fino alla fine sono solo Olivera, Mario Rui, dove Olivera ha giocato più in Champions e gioca questa qui perché evidentemente gli serve la fisicità, e forse Olivera cresce nel pensiero di Spalletti, e Politano Lozano che li alterna quasi scientificamente. Per il resto Osimhen è titolare, Kvara è titolare, Anghissà, Lobotka e Zielinski sono titolari, Di Lorenzo è titolare, Kim e Rachmani sono titolari, punto e basta. Poi se capita nel momento in cui li devi far giocare, il turnover, le partite di Champions, le partite di Coppa Italia, vedremo. Esistono i titolari di Spalletti e nessuno mi potrà far cambiare idea su questo. È così. Allora, il Napoli a volte sembra fare di tutto per non vincere la partita, giusto perché non possiamo vincere sempre. Sì. La scelta di Rachmani non so. Male Anghissà, meglio Ndombele, Lozano e Elmas meglio di Kvara. Forza Napoli, una sconfitta ci fa stare con i piedi per terra. E può essere anche questa una buona chiave di lettura. Rimettersi sotto e cercare di capire che non siamo invincibili e che non sempre, io vi dissi questa cosa che poteva essere pericolosa, non fidarsi troppo del proprio compagno. Dice vabbè, Osimhen si inventa una cosa e segna, oppure Kvara farà lui lo scompiglio su quella fascia e la risolviamo. No, dobbiamo sempre, e questo mi rivolgo all'Anghissà, mi rivolgo a quelli che sembrano un pochino più svogliati in campo. No, Anghissà, ci servi al 110% e devi andare ad aggredire, a strappare palloni e a riproporre l'azione come hai fatto a inizio campionato, perché altrimenti non basta la tua presenza in campo, serve che devi performare al massimo possibile. Politano, prova qualche spunto, non facciamo sempre i Zielinski, proviamo degli spunti, non facciamo sempre il compitino, il passaggio semplice, perché poi non si risolve niente. I terzini vanno, ma non sono dei treni, non sono Hakimi, Teo Hernandez che fanno la superiorità numerica e con personalità superano l'avversario e mettono dei grandi cross al centro. Ognuno deve dare qualcosa in più senza pensare che il compagno la risolva, perché altrimenti bisogna veramente lavorare di squadra e non pensare che un singolo te la risolverà. Quanto ha influito la preparazione fatta in questa sosta? Spero sia solo quello, ma mi metto le cuffiette perché lo vedo in sovraimpressione, come si suol dire, al nostro Guido Gentile. C'è una racchetta. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio, buon anno a tutti. Il mio saluto particolare alla grande Martina Marratino, grandissima campionessa di sport, grandissima donna. Bocca al lupo Martina. Arrivano i saluti. Buon anno a tutti e buon anno a Guido. Guido, considerazioni. Io sto cercando un po' di pompierare l'ambiente, ma l'ambiente mi sembra maturo. Non siamo un gol subito, un minuto di gol ci siamo fatti. La riflessione va fatta. Io guardo sempre la partita, però guardo quello che c'è stato prima e questo mi aiuta un po', spero. A volte sono 23 anni ormai a capire quello che succede dopo. Mi sembra che qualche settimana fa dissi temo i greci anche quando portano i doni, no? Ho sentito, poi sembra che uno faccia antipatico e presuntuoso, sembra che uno si rivolga a qualcuno, anzi, per una volta mi devo rivolgere a qualcuno. Sarebbe il caso che i colleghi non copino di pari pari le frasi, perché anche se io non mi occupo più professionalmente di calcio, poi sono arrivato molto tardi perché mi interessa poco, e quindi il fatto che uno casomai non vada in TV e non sia famoso non significa che debba essere shippato costantemente, perché finché i numeri, le statistiche sono sciocchezze, ma quando sono frasi pari pari nelle migliaia di frasi che uno potrebbe dire o citazioni cinematografiche o meno, sai, una volta è una coincidenza, 2 volte no, come si dice, una volta un sospetto, 2 volte una coincidenza, la terza volta una prova, ma quando sono diventate 11 sempre dalla stessa persona, direi che la potrebbe anche finire.
Allora, queste settimane si è detto un sacco di stupidaggine per quanto mi riguarda. Sai, cinematograficamente c'è una frase, no? Il poliziotto buono, il poliziotto cattivo, oppure si dice questa c'è una notizia buona e una notizia cattiva. Per come la vedo io stasera ci sono svariate notizie cattive e negative e nessuna positiva. Perché se la notizia positiva, come sentiremo, immagino, ma siamo sempre primi in classifica, o le solite battute, ma siamo retrocessi, lo sapevamo anche prima iniziale che oggi e la prossima domenica saremo primi in classifica. Non è una notizia, sono stupidaggini. E l'impressione è che effettivamente che ci sia una parte di popolazione, sicuramente molti della community, che non solo è matura ma è stanca in un certo modo di venire raccontato il calcio. Nella stagione 2023 il Napoli ha perso 1-0 con l'Inter, era stata data favorita da quasi tutti gli opinionisti e ex calciatori del Napoli. Oggi ho sentito un 2-0, un 1-3, un 3-2 anche da un noto professore. Nella stagione 2021-2022 abbiamo perso 3-2. Si accusò Mertens di sbagliare il gol ed eravamo andati favoriti. L'anno prima abbiamo perso 1-0, eravamo andati favoriti. L'anno precedente, 2019-2020, abbiamo perso 2-0. L'anno ancora precedente abbiamo perso 1-0. L'anno precedente, 2017-2018, abbiamo fatto 0-0. Cioè nelle ultime 6 stagioni, 18 punti, il Napoli ha pareggiato una volta. Togliamoci la sessione della Juve, il Napoli a Milano, sponda Inter, ha vinto solo 9 volte in tutta la sua storia. Dice Vampa, a Torino ha fatto peggio, 8, sì. Però Valerio, in tutta la sua storia, il Napoli ha pareggiato 17 volte a Milano, a Torino 22. E ha perso 52 volte, a Torino 48. Quindi è l'Inter la vera, non la Juve. È vero che è un noto sito che dipinge Spalletti, sì, che dipinge Spalletti, che tutto quello che voglio. Si è bloccato. Numeri, ma non è scontato andare a vincere a Milano. E i numeri dicono 9 vittorie, 17 pareggi e 52 sconfitte, di cui 5 consecutive. La brutta notizia è che negli ultimi 4 stagioni la sconfitta a Milano ha coinciso sempre con la diga rotta. Quindi adesso si tratta di capire nella partita con la rediviva Sampdoria se riprendiamo subito il cammino, perché noi siamo in perfetta media guido, nulla di più, nulla però di meno con le altre 13, dove ci possiamo concedere solo 2 pareggi e li abbiamo fatti, quindi siamo obbligati a vincere. Siamo leggermente sopra media guido con le 7 sorelle, tranne una, se stessa, il Napoli, dove abbiamo fatto 4 vittorie e una sconfitta. Quindi con la Juve in realtà, anche se girano le scatole eventualmente pendici, una sconfitta non ci porterebbe sotto media, ma le 2 partite con la Sampdoria e la Salernitana non è scontata la vittoria, non è sicura la vittoria, ma per mantenere quella famosa media guida, che per ora mi sembra perfettamente in linea con la media scudetto, hai una sola. Quindi è vero che, diciamo, la buona notizia, che non è una notizia perché lo sapevamo prima di iniziare stasera, che siamo primi in classifica, lo saremo anche la prossima domenica. Però oggi abbiamo visto il solito Napoli di Spalletti, quello che l'anno scorso ha perso uno scudetto, perché Napoli l'anno scorso ha perso uno scudetto, caro, che è stato. Non è che dobbiamo stappare lo champagne perché siamo arrivati qua. Cioè un Napoli pauroso, molle, secondo tempo molto slegato, perché nel primo tempo quantomeno giravi palla e l'Inter con un passaggio e mezzo, 2 ti finiva in porta, molto più pericolosa nell'Inter. È vero che questi famosi 5 minuti iniziali ripetuti da Pardo fino al 22esimo, tremendi, 2 di queste 3 azioni erano in fuorigioco, quindi è vero che erano tremendi, ma ancora sarebbe stato annullato. Però l'Inter in 2 o 3 passaggi arrivava in porta e noi abbiamo dovuto vedere non so manco se è una ciabattata, qualcosa di paragonabile a un tiro di Zelinski e un tiro molto ciabattato di incrocio di Anguissa, nulla di più nel primo tempo. E il tiro in bocca al portiere di Raspadori al 90esimo, eccetera. Quindi è un Napoli che abbiamo già visto. E se il Napoli, quando il gioco si fa duro e quando le partite sono quelle importanti,
perché oggi buttavi fuori l'Inter dal campionato, non nascondiamoci, sarebbe stata la sesta sconfitta, un Inter che delle 7-8, non ho ancora capito, presunte sorelle, era quella che aveva la difesa peggiore, 22 gol, e non gli hai segnato. Non hai perso 3-2, 4-1, non gli hai segnato. Questo è un brutto campanello d'allarme. Infatti, se non sbaglio, sentivo che l'ultima volta che avevano fatto clean sheet era stato con la Sampdoria. Cioè, ne avevano preso gol un po' da tutti, anche quando hanno vinto. Esattamente, sono campanelli d'allarme per come è arrivata la sconfitta. Per come dobbiamo vigilare, Valerio, dobbiamo vigilare. Vigiliamo. Dobbiamo vigilare. Sono successe cose molto brutte a Cremona, perché è un arbitraggio meno che scadente. Il Napoli ha perso meritatamente. Il Napoli ha perso meritatamente. Il Napoli ha perso meritatamente e l'Inter ha vinto meritatamente, punto. Il discorso che faccio è un discorso statistico. Il Napoli ha perso meritatamente, quindi gli idioti che si presentano piangete non mi interessano. Io faccio un discorso storico statistico. Al terzo minuto c'è stato un fallo clamoroso non fischiato. Al settimo minuto un fallo su Clara che era 1 metro nemmeno dall'area di rigore, gli ha preso in pieno la caviglia. L'arbitro era manco 1 metro, inspiegabile. Al settimo c'era un giallo clamoroso su Kvaratskhelia. Scusate, al 13esimo, clamoroso, non puoi non darlo. Al 21esimo Anguissa è stato spinto a 2 mani sulla rimessa laterale, è stata rimessa, ma non è spalla a spalla, è preso con le 2 mani. Mi ricorda quando spinsero a 2 mani a Berami nella famosa partita di Pechino, anche se lì era in area di rigore. Al 23esimo non è stato dato un doppio fallo di mano su cross di Osimhen, che era già stato spinto anche lui a 2 mani, ma lui ha una fisicità incredibile che nonostante fosse stato spinto è riuscito a prendere il tempo, lo spazio e i metri sull'avversario. Quello è un cross di sì. Ok, dato angolo sarebbe stato un angolo corto, però il guardalinea è lì. Al 23esimo c'è di nuovo un fallo su Kvaratskhelia, senza considerare un fallaccio che è più da arancione che da giallo di Barella. Parentesi, noi non andiamo ai mondiali perché questi giocatori mediocri, che non è manco capitano, che dal primo minuto si lamentano per falli fatti e non sono stati manco ammoniti. Io vorrei capire di cosa ti lamenti. Giocassimo più a pallone, perché poi ce la prendiamo col rigore di Giordini, è l'attitudine a non giocare a pallone, a non giocare con qualità a pallone, che ci ha portato per tanti anni e ci sta portando a essere una nazionale mediocre, perché se questi sono i talenti del centrocampo poi capiamo perché gli altri vincono i mondiali. Tra l'altro non appelliamoci a queste, dobbiamo essere scaramantici, però poi facciamo tutte le congiunture, perché l'altra volta che l'Argentina vinse i mondiali anche il Napoli ha vinto lo scudetto, giocava Maradona nel Napoli, Messi gioca nel Paris Saint-Germain. L'ho dovuto ripetere. Basterebbe questo. Ha detto brutta partita che era stata anticipata da brutti amichevoli, e anche qui ho sentito frasi idiote, perché non puoi cancellare. Noi dobbiamo rimettere, dissi, l'italiano al centro del progetto, ma a questo punto rimettiamo anche l'intelligenza e la logica, Valerio, al centro del progetto. Le amichevoli estive, non estive, quando la squadra si sta componendo, i giocatori arrivano non tutti allo stesso momento, quando non hai partite ufficiali, gli amichevoli durante i mondiali, il Napoli comunque aveva 15 partite ufficiali, 13 vittorie e 2 pareggi. Non le puoi cancellare, aveva delle certezze di punti, delle certezze tattiche, delle certezze di qualità acquisite, nonché anche 5 vittorie su 6 in Champions League. Non è una amichevole estiva, sarà amichevole, ma un'amichevole insolita che viene dopo 15 partite di campionato e tu hai preso 3 gol a partita. Sì, però gli altri hanno una settimana di vantaggio. Però si era detto che oggi ha tante cose. Noi dobbiamo analizzare quello che vediamo senza il prosciutto sugli occhi, perché qua la grande maturità andrebbe fatta a partire da quelli che tu chiami i miei colleghi. Quindi oggi Napoli ha perso male, ha perso meritatamente. Per larghi tratti del secondo tempo è sembrata una squadra totalmente disorganizzata, prima di cambi, perché la reazione c'è stata un po' dopo i cambi, con molti giocatori fuori forma, quindi esistono
i titolarissimi, perché Kvaratskhelia, punto interrogativo, che cosa ha avuto? Veramente un mal di schiena? Non lo so, non lancio nessuna illazione, però è un giocatore fuori forma, che non salta più l'uomo. Non discutiamo il talento, l'onestà, la bravura del ragazzo. Uno può stare fuori forma. Politano, fuori forma. Osimhen, così, gli è concesso tutto l'attacco. Durante gli amichevoli, l'attacco era quello titolare, ragazzi. Non chiamiamo in causa i mondiali. Ah sì, questo non c'è dubbio. E poi sono i titolari. Infatti questo è uno dei discorsi su cui si può ragionare con Spalletti, perché i titolarissimi purtroppo esistono e sono confermati anche dalla scelta di Rachmani, che rientrava solo adesso. Quindi lui ha queste sue gerarchie e forse li vede più avanti degli altri, o comunque non riesce a partire sconvolgendo e mettendo un Simeone davanti così, ma soprattutto c'è stato rinnegare tutto il bene che ha fatto in questi amichevoli Raspadori, che è sembrato nettamente più brillante. Io non dico Elmas, perché sennò non potremmo far dire alle persone che sa fare Elmas, perché c'è un preconcetto e poi io passo per essere l'amico speciale di Elmas. Però oggi mi preoccupa, perché il Napoli è sembrato il Napoli sull'altare del sacrificio, diciamo che è una sconfitta annunciata non solo da tutti i media, cioè, mi preoccupa per come è avvenuta la sconfitta, perché è una sconfitta che noi abbiamo già visto tutti gli anni, e quindi dov'è il miglioramento come mentalità? E da un punto di vista del punteggio ce la possiamo permettere, ma dobbiamo far bene con la Salernitana e non ci lamenteremo, almeno tu e io, che la Salernitana farà una partita da Dio della morte con noi, e oggi è moscissima, perché lo sappiamo, così funziona il campionato italiano. Dobbiamo vigilare, però nello stesso tempo ci immaginiamo vittoria a Milano quando abbiamo vinto 9 volte in tutta la storia. Quindi calmi. Adesso capiremo, c'è poco tempo per recuperare. Sappiamo che questo gennaio, dove Spalletti, ho messo a dire che Spalletti il mago, perché ha vinto il campionato in Russia, quindi la ripartenza, noi siamo favoriti. Speriamo che parte la sconfitta di oggi si rifà questa ripartenza, il mago delle ripartenze poi faccia bene. Il Napoli deve fare 6 punti, con 4 punti la sconfitta. La Juve ormai è tornata la Juve di Allegri, cioè io adoro Allegri, riesce a giocare ogni partita sempre peggio della proprio per il record che ha vinto la metà delle sue partite per 1-0, ma lo sappiamo, cioè non nulla di brutto, di sbagliato, di grave. Non devi sbagliare, non puoi fare a questo punto meno di 47 punti, con 44-45 punti, che era la soglia minima al di sotto del quale non voglio sentir parlare di scudetto. Allora hai buttato tutto ciò che di bene hai fatto fino a questo punto, perché adesso si dirà che le squadre piccole toglieranno un sacco di punti, che la stessa cosa che abbiamo sentito all'inizio del campionato, che abbiamo sentito dei falli. Noi continuiamo a essere la squadra che fa meno falli, che tira di più, tutte queste cose qua. Alla fine quello che conterà arrivare tra gli 89 e 91 punti, se parliamo di scudetto. Se parliamo di fare un buon campionato nelle prime 4, allora è un altro discorso, detto. Però oggi, a parte si poteva iniziare l'anno un po' meglio, il punto è che queste partite devi iniziare a non perderle, soprattutto perché hai questo vantaggio, no? Cioè oggi ti puoi permettere il vantaggio di pareggiare anche se perdi 2 punti con la Juve, con il Milan, però hai bloccato definitivamente l'Inter, e anche emotivamente sai che hai lo scontro diretto ormai in casa bruciato e non hai guadagnato i 3 punti, ma sei rimasto anche emotivamente, che è una cosa secondo me importante, visto che la rosa è giovane, avere il più 6 sul Milan invece che il più 5, visto che hai già uno scontro diretto con loro vinto, quindi si poteva creare poi un eventuale altro pareggio che ti potevi permettere in un eventuale arrivo a pari punti. Però col pari punti quest'anno mi pare che è cambiata la regola, è cambiata la regola. Quindi esatto. Non c'è tutto questo vantaggio. Vediamo, oggi ripeto, non mi piace che poi alla fine hanno giocato
titolaristi, ma non perché noi abbiamo nulla contro Tizio piuttosto Caio, è che poi a questo punto dobbiamo capire che quando un giocatore è nettamente più in forma di un altro, non gioca perché comunque c'è una gerarchia. Allora lo accettiamo, ma non dobbiamo sentire i racconti dei colleghi, eccetera, eccetera. Non faremo vittimismo sugli arbitri, ma perché non me ne frega niente, perché voi sapete il mio discorso che sulla trasparenza, su eliminare tutte le cose che a priori poi possono creare tutti questi discorsi. Però diciamo un arbitro che a questo punto ha fatto 2 errori determinanti per il risultato in Milan-Fiorentina, non viene fermato e viene rimandato a Milano, no? Dove Nella non fa partita di bene, l'unica partita di cartello oggi. dove non fa bene perché tu, non ammonendo Screen all'inizio, praticamente gli hai detto liberi tutti, potete fino a quando, e poi agli ultimi minuti, come succede sempre con questi arbitri, cominciano e fanno 4-5 ammonizioni. Le conosciamo questi arbitraggi, ripeto, non ha influito, io sono molto scontento per la prestazione mediocre è meno che mediocre del Napoli, però diciamo è un discorso separato, è un discorso sulla crescita arbitrale. Questo è un arbitro scarso di più, che comunque favorisce le potenti e quindi sta facendo carriera, punto. Questo è il discorso. Non era il discorso invece tutti hanno fatto, è nato a Caserta piuttosto che a Torino o a Treviso. Queste sono cretinate. Tu devi, anche se adesso se diciamo il merito poi sembro un filo meloniano, perché pure per questo fatto che prima abbiamo fatto il merito della sinistra, adesso quel governo ha fatto il cambio del ministero, quindi ormai non possiamo più usare l'italiano perché viene usato male, poi se lo usiamo bene è un casino, è diventato. Però detto, in realtà la questione non era una questione territoriale sull'arbitro, era una questione di arbitri bravi, e noi in Italia abbiamo pochi arbitri bravi, questo è il problema, e quei pochi mi sembra che vengono accantonati, e quelli più malleabili, perché così fai carriera, quello è un discorso di carriera, Valerio. L'errore di Milan Fiorentina, ci sono 2 errori grossi, no? Il premio è stato vai a arbitrare in Inter Napoli. Non puoi non vedere 2 gialli clamorosi. Poi è chiaro, per esempio, si lamenterà l'Inter, ma lei si è lamentato per un placaggio. È chiaro che quel fallo non è da espulsione perché non è ultimo uomo, però è un fallo proprio brutto, e lì ti fa capire che il calcio è rimasto molto indietro con i regolamenti. Pensate quanto è cambiata la pallavolo, no? O altri sport. Però ho parlato troppo e avrete tante domande e mi scuso per il raffreddore. No, figurati, anzi ti ringrazio per esserci nonostante. Comunque si chiama scarpata di gioco il fallo che tu parli, cioè secondo il telecronista, perché io insisto e ci tengo tantissimo su questo. L'arbitro può avere il retropensiero, può in un mezzo secondo anche sbagliare, prendere delle decisioni in quel momento o prepararsi alla partita e dire nel dubbio fischio da una parte perché mi conviene a livello di carriera. Quello che non accetterò mai e poi mai è la giustifica di alcune scelte live da parte del telecronista e dopo nei commenti degli addetti ai lavori o degli ex arbitri che dicono sempre perfetto, arbitro perfetto, ha fatto quest'altro errore, arbitraggio perfetto. Quindi si chiama scarpata di gioco secondo il telecronista che ho sentito io. Allora, prendiamo un po' di commenti, ragazzi. Se avete domande per Guido, andiamo a raffica, lasciate dei like perché dobbiamo riabituarci. Scusa, prima di questo, Valerio, prima sì, di questa domanda che leggerai, mi consentimi di fare una segnalazione che mi è stata rivolta da più persone, nonché anche da Fabio. La faccio in tutta onestà, attenzione, perché di solito non l'ho mai fatta. Noi non è successo, però pare che ci siano stati parecchi problemi con la diretta TV, con lo streaming oggi, che molti utenti che pagano, che pagano un reale vero e anche adesso caro, perché è aumentato abbonamento, abbiamo perso i primi, alcuni 8, alcuni addirittura 10, alcuni 11 mi hanno segnato minuti di gioco. Ci tenevo a dirlo perché mi hanno scritto in privato. Io come diciamo no, non ho avuto di questi problemi, però io sono un numero solo, diciamo, ed è effettivamente, chiudo, ingiusto, perché mi faceva notare si demonizza, come tra l'altro è anche giusto che sia, no, la pirateria,
e ripeto, come è giusto che sia, perché non è un atto illegale, però si dovrebbe anche stigmatizzare un servizio che a pagamento è scadente, perché a questo punto tu dici ok, cominciamo a togliere 8 centesimi qua, 8 centesimi a perché poi quando questi problemi si ripetono con troppa frequenza non va bene, anche perché questo non è un discorso di tifo, nel senso quel commentatore che è antinapoletano, quello no, questo è un discorso oggettivo e di qualità del servizio. Ma tu sei sceso in Italia dopo tanti anni, non tantissimo, e mi ricordo che una delle prime cose che hai detto, Guido, ma quanto va lenta la connessione qui. Sì, infatti vabbè, io ho avuto altri tipi di problemi con la Paramount Plus, c'era un fuorisincrono dell'audio, li ho contattati immediatamente su Twitter e spero che risolvano, perché soprattutto chi paga poi si fa, appunto, hai fatto bene a sottolinearlo. Fabio mi diceva che probabilmente voleva parlare della stessa cosa. Sì, devono assolutamente migliorare. Giacomo chiede: dovremmo pensare che sia stata colpa di Spalletti, e se non dovessimo tenere conto delle scelte arbitrali, come si fa a erudire i giocatori in questi termini, visto che è una rosa molto giovane? Si è bloccato, ok. Voglio spiegarmi, perché ci sono delle cose che poi uno deve guardare in prospettiva. Oggi la Cremonese ha perso una partita assurda. Tra l'altro dobbiamo ancora capire, vedi, per regolamento perché è stato annullato il gol della Cremonese. Cioè io lì vorrei l'arbitro, non i domani 50 commentatori o i vari colleghi juventini che sono, vabbè, non voglio manco usare un aggettivo. No, io voglio l'arbitro che dice questa è la chiamata per questa cosa arbitrale, perché questo, ok, così imparato, punto. Pali, cioè preferisco perdere, che tu dici Napoli ha fatto una partita calibarlina, però sono un po' giovani, per inesperienza si sono fatti fare 2 infilate, però insomma ha fatto calcio, champagne, ha giocato bene. Invece quello che è preoccupante è che tu oggi non hai prodotto il solito gioco. E qual è la fissazione di Guido con questo calcio degli ultimi anni, in particolare del Napoli? Noi abbiamo una bassa percentuale realizzativa e siamo costretti, tra l'altro, essendo la squadra che tira di più di tutte le altre, molto di più di tutte le altre, a produrre tanto gioco per ottenere poco rispetto agli altri, bene per rispetto a Napoli. Se abbassi il ritmo, e oggi Napoli ha giocato veramente a basso ritmo, e abbassi la qualità e la quantità delle azioni, quindi scendi sotto non le 17 che abbiamo, oggi siamo scesi sotto le 10, beh, non la vinci la partita. Quindi è più preoccupante, detto, se Napoli avesse perso di giovinezza e di inesperienza, ci sta, perché l'Inter è una squadra che 2 anni fa ha vinto, l'anno scorso per 1 punto, e noi dobbiamo maturare su certe cose, siamo stati un po' leggeri. E invece no, siamo stati non so se paurosi, senza gamba, perché dici no, Napoli non aveva paura. Sta di fatto che però noi dobbiamo avere, e lo sappiamo, perché a dispetto di quello che poi viene raccontato, è vero che non sarai i numeri, però i numeri sono quelli, non mentono, e non è la singola perché per partita, purtroppo tu la devi unire a ieri, avantieri, e anche il Napoli di Gattuso e anche il Napoli prima, ormai sono nel DNA di almeno 200-300 partite che le cose vanno più o meno in un certo modo. Quindi, togliendo un attimo gli arbitri, vedremo la partita con la Sampdoria, dove può essere anche una partita dove ti va tutto bene o diventa una partita ostica, però il punto è che questa sconfitta con l'Inter arriva dopo 4 sconfitte e un pareggio, sempre nel giro di andata, detto cambia un po' le cose, sempre nelle stesse modalità. L'anno scorso sul fatto che fu un po' travolto e poi Mertens fece un golazzo, e questa ripetizione della modalità, anche cambiando allenatori, l'anno scorso c'era Spalletti, ma poi c'era Gattuso, eccetera, c'era Ancelotti, ricordiamo Zelinski che mangia un gol a portiere battuto e poi prendiamo gol con Lautaro Martino. Ho capito, ma se Zelinski, se Milik avesse, però Milik segna con la Juve, avesse segnato, ha parato il Liverpool, non si fa con i 6. Allora, quando questa cosa si ripete troppe volte, uno deve avere anche la lucidità
di non prendersela con Giove Pluvio come faceva Mazzarri, poi è venuto anche a piovere, o con gli arbitri. Il punto è, la domanda che mi hanno fatto, ma è la Spalletti l'allenatore vincente che può dare questa mentalità vincente? Il primo è lui che ci deve dimostrare di essere diventato un vincente, perché se io non sono un vincente, con tutto che Mourinho sarà un bollito, però sai, Mourinho ti dice una cosa e uno poi ci va anche appresso perché dice io ho vinto. L'anno scorso pure una coppetta, perché noi a Napoli snobbiamo tutte le altre coppe perché sono coppette nell'attesa di vincere questo meraviglioso scudetto. Io le coppette le avrei comunque con piacere vinte, per dire. Però diciamo tu hai la credibilità del tuo background, poi incomincerai a non vincere più, eccetera. Spalletti, ok che ha vinto il campionato in Russia, però quindi è l'uomo, diciamo, adatto, filosofia a parte, a far vedere che questa mentalità vincente è vera e credibile. Oggi non mi è piaciuto, perché oggi le scelte sono sembrate scelte in sicurezza, non scelte, attenzione Valerio, sbagliate, perché io non so nessuno, sennò poi dice, l'altra volta gli hai fatto, no, calma, da un punto di vista, lui è un allenatore di Serie A di massimo livello, noi no, però mi sono sembrate, posso sbagliarmi perché poi non abbiamo tutti i dati, scelte in sicurezza. Sicuramente detto, io metto la squadra titolare, chi può criticarmi una squadra che ha fatto non bene, benissimo fino adesso, giocatori che sono però hanno reso meno bene, anche lui non è stato severo, ma non doveva essere in conferenza stampa, hanno reso molto di meno rispetto anche alla peggiore partita della stagione del Napoli. E forse oggi un Garibaldino da Spadori nei primi minuti o un Elmas nei primi minuti avevano più gamba, come si dice adesso, non più voglia, non lo so, vedremo. La partita, diciamo, decisiva è con la Sampdoria, devi prendere 3 punti, punto e basta, non perché è scontata, non perché è facile, non perché uno fa le griglie, perché devi prenderli e basta. Sì. Poi proprio per evitare quel discorso, meglio perdere oggi che io la riporto sempre alla prossima, come le altre sconfitte che sono arrivate in stagione. Il problema non è la sconfitta, non è la prestazione, non sono i punti, non sono i gol fatti o non fatti. Il problema è che Napoli è una squadra umorale, mood-based team, viaggia se al top e viceversa. No, oggi non è questione, che quest'anno insomma ha fatto molto bene, a parte secondo me con la Fiorentina, non è questione di umorale. Oggi la preparazione, dobbiamo dire, atletica delle due squadre, non dobbiamo dire che, mentre con l'ultima amichevole a San Paolo c'era una brillantezza differente tra le due squadre, era evidente, penso a solo Lobotka, su certe cose lui ti lasciava indietro come lascia indietro nel campionato, invece provava e non c'aveva la stessa forza, brillantezza, resistenza e velocità nelle gambe. No, oggi era alla pari. No, oggi è proprio una questione, cioè l'Inter ha fatto la partita che ogni persona sana di mente, tranne i miei colleghi, pensava che avrebbe fatto, che diciamo, l'Inter deve recuperare i punti, non vedrete che non starà tutto dietro. No, si è messa dietro 3-5-2 bassissima, con i 2 attaccanti che erano dietro la linea del rondo di centrocampo, due passaggi e mezzo, 3 al massimo e finiva in porta e stava sullo 0-0, quindi fate voi la partita, noi ci mettiamo, giochiamo sui vostri errori, sul gas di scarico della macchina e andate in vantaggio, non ci penso neppure a provare a fare il 2-0, si è messa lì, ha fatto la partita che da provinciale e ha vinto. Questa è la cosa preoccupante, che non ha fatto una partita dove ti ha travolto, ha fatto la partita da provinciale, come si vincono gli scudetti, come ne ha vinti tanti la Juventus. Tu nel primo tempo hai avuto un dominio di palla, dove però solo 2 volte sei stato un po' più rapido, più veloce. Vedete, sì, perché non c'è il dominio, anche se loro hanno tirato di più anche a porta vuota alcune occasioni così, è evidente che non hanno avuto, anzi ci sono quasi più azioni piccolini, pallini piccoli del Napoli, però rispetto a un Inter che è stata più Valerio è stata modesta tutta, che la prima classifica con la terza, la quarta, ma di una come il campionato italiano. È vero. E mi citavi Lobotka e Daniele dice: ho visto con un po' meno personalità, 3 o 4 passaggi al portiere evitabili, si girava molto meno del solito. Io l'ho visto secondo me più
pensare un po' più alla fase difensiva e a non scoprire la coppia difensiva, perché l'ho visto spesso in mezzo a Hakim e Rrahmani e ha fatto solo in un'occasione uno strappo dei suoi e poi è tornato comunque indietro, quindi un po' anche una questione di eccessiva prudenza legata anche al fatto che magari le gambe non vanno come ha sbagliato pensiero. clamorosamente un passaggio che ha dato proprio agli avversari nel primo tempo, e poco prima ce n'era stato un altro di Rrahmani. Sapete che io non do voti anche perché non so le consegne che l'allenatore ha dato ai vari giocatori, posso dare i voti su, e non li do mai sulla prestazione, a quello che apparentemente sembra. Ma oggi ho detto, il Napoli mi è sembrato meno che mediocre, tutti ampiamente sotto l'eventuale sufficienza di voti che non do, ad eccezione, perché oggi bisogna fare i complimenti, l'unica sbavatura sono stati 2 passaggi che doveva dar lunghi a Meret, che pare, insomma, da voci di corridoio pare essere influenzato, cioè ha giocato ancora adesso con influenza, ha fatto un paratone su un'azione che forse lì a millimetri poteva non essere annullata, ma lui ha fatto un paratone, quindi non c'è stato manco bisogno eventualmente di ricorrere alla tecnologia, che è sempre molto opinabile con Napoli. Ma ripeto, a parte due palloni che su 2 ripartenze da dietro, alla terza volta vedi che sei troppo pressato e rischi, appunto, come è successo che poi abbiamo perso palla, quindi è stata più una scelta sbagliata di Meret, non un passaggio, perché lui l'ha passato bene sui 2 difensori, dove non puoi rimproverare nulla. Anche sul gol Dzeko ti arriva come un fulmine fortissimo da dietro a pochi metri dalla porta, un cross meraviglioso, è imparabile quell'azione. Mi è sembrato poi veramente poca roba, cioè sia il Napoli che l'Inter hanno tirato pochissimo in porta, una partita bruttissima, e questo Guido, è preoccupante. Ne avevi già parlato, proprio per renderla ancora più chiara, perché quello che ho cercato di dire anche io a inizio live, cioè non mi è piaciuta la partita, non mi è piaciuta la prestazione. Nell'analisi, quella che abbiamo chiamato analisi Guido, e dell'analisi di un campionato con i numeri un po' più freddi, Marco chiede quante altre partite può permettere di staccare il Napoli. In questo momento girone d'andata solo quello con Juve, punto. È facile la risposta, per una volta è breve. Perdi con la Juve, ma devi vincere assolutamente con Sampdoria e Salernitana, e se riesci a bissare l'andamento dell'andata, lo scudetto è cosa più che fattibile. Sì, devi praticamente con gli altri 13 puoi concederti 2 pareggi, o un pareggio, una sconfitta, con le 7 sorelle, ovvero 6, perché sono 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nel girone di ritorno. Punto. Queste sono le partite che risposta per una volta semplice e secca. E se andate a vedere poi i calcoli, fate le addizioni, quelli sono i punti. Poi se vogliamo pensare che uno vince a 74 punti lo scudetto, auguri. No, quella è una delle cose in cui è bravo Allegri, che sa individuare con largo anticipo quella che sarà la quota scudetto. Sì, Valerio, c'è da dire una cosa, non c'è nessuna ironia. Allegri fa giocare malissimo la Juve, ma questo non significa che non sia un grande allenatore, sono 2 cose diverse. D'altronde, Valerio, nella storia del calcio, se no avrebbe vinto sempre il Barcellona e il Brasile, cioè, pochissimi di tutti i campionati nazionali, internazionali, mondiali, cioè pochissime volte ha vinto la squadra più bella. Il calcio non è la pallacanestro, non è il tennis. Tra l'altro il calcio è lo sport, in particolare quello europeo e in particolare il campionato italiano, dove l'arbitro influisce dal 50% in su in una partita, se no non vincerebbe sempre le stesse squadre. Quindi questa favola che anche quest'anno che il Napoli gioca meglio, a parte che è una affermazione qualitativa del tutto personale, che siamo la più forte, perché secondo me sono abbastanza livellato il campionato, cioè forse un pochino meglio degli altri, ma non è che sei tanto più forte dell'Inter, del Milan. L'Inter è la squadra che ha la rosa più forte, più competitiva, e il Milan è quella che adesso ha la mentalità vincente, quindi qualcosa in più l'Inter, qualcosa in meno il Milan, però sta compensando con quello. Cioè non è che il Napoli ha questa squadra 100 volte più forte là. Però tolte il Barcellona, il primo Barcellona di Guardiola, i Brasili più forti, scusate il neologismo hanno vinto.
No, mai, io non me lo auguro, anche perché Allegri sì, ma nel contesto comunque di una di quelle tre. No. Secondo me è importante dirlo, perché non è che arriva Allegri e il Napoli vince, abbiamo avuto Ancelotti, basta No. ricordare quello. Noi capiremo, Valerio, se il Napoli può vincere lo scudetto. È molto triste, il nostro campionato si è ridotto a 2 partite. Se il Napoli gira più con queste 2 vittorie, quindi sarebbero 47 punti, poi con la Juve tutto può succedere, allora dice è stata un giro di ritorno, altrimenti mettiamoci l'animo in pace, soprattutto alla luce di quello che poi si sapeva. Io mi vergogno di tante cose nella vita, errori soprattutto in amore di generosità. Io ho sbagliato a presentarmi in toga, mi vergogno, non ti ho mai chiesto rimuovi quel video, no? Però mentre noi per un anno ci siamo dovuti sorbire il processo a Gattuso, che non pare abbia fatto illeciti, no? Ed era proprio da un punto di vista dell'italiano sbagliato, una metafora sbagliata, nel mentre, ed erano cose abbastanza evidenti, anche perché con i numeri il calcio non sarà gli almanacchi, non sarà il bilancio, non sarà i gol, non sarà i cartellini. Non ho ancora capito che cosa vogliono questi colleghi dal calcio, però certe cose erano voragini. Io mi vergogno molto e chiedo scusa al mondo per quella cosa lì, però chi voleva capire capiva. Io vi dissi, io sono avanti 2 campionati, alla luce di quello che è successo io vado in controtendenza. Io penso che il Napoli non possa vincere questo campionato, cioè proprio mi spiace dirlo, cioè il Napoli a questo punto veramente deve stravincere il campionato, e non è il complottismo alla Saviano, alla Del Genio, e non è una critica al dottor Roberto Saviano, fine filosofo, o a Paolo Del Genio, non è assolutamente una critica, per fare solo 2 esempi, è proprio questione di, ragazzi, che cosa uno deve capire di più quel calcio esercizio del potere, mamma mia, cioè veramente ti devono bruciare casa, no? Più di questo, siamo di fronte al più grande scandalo sportivo della storia, Valerio. Punto. Poi stiamo vedendo l'equilibrismo che nemmeno chi fece quella bellissima attraversata sulle Torri Gemelle, compiante Torri Gemelle, perché qua non si tratta di essere colpevolisti, garantisti, cioè, questa è una questione, è sport, ragazzi, non è sport, questo è il problema, cioè tu non puoi più cambiare le cose. Se io prendo il posto di un professore universitario toccando, e non lo sono, no? Diciamo un concorso, poi va lui, rimborso tutti i soldi che non ha percepito e si appara le cose. Adesso tu non puoi apparare nulla, è talmente complessa la cosa, cioè infatti la stanno dipingendo nei modi più ridicoli possibili. La situazione è di una semplicità incredibile, quello che succede. Il problema è che non puoi più tornare indietro, basta un solo giocatore. Ti faccio un esempio, Valerio, parliamo di esempio. Vi ricordate Lazio-Juventus? Sono il rigore non dato alla Lazio. Non possiamo dire che Lazio avrebbe vinto quella partita, non possiamo sapere se ha segnato, ma io vado un po' di più dalla parte, perché ha segnato, come ha segnato? Ha tirato a destra, ha tirato a sinistra, ha parato su ribattuta, ha parato come? Dentro l'area, è arrivato in calcio d'angolo. C'è tutta una serie di azioni che noi non sappiamo quale sarebbe successa, ma di sicuro sappiamo che avrebbero portato azioni diverse, che non avrebbero portato al gol di Dybala alla fine della partita. Poi può darsi che la Juve vinceva 5-1 quella partita, però quell'azione non si sarebbe verificata e bastava un'azione. Pensate non potersi permettere un giocatore per tutto il campionato, quante cose cambiavano in quel campionato e di tutte le partite. Qua si sta pensando a Napoli, gli daranno lo scudetto, per il regolamento con lo scudetto il Napoli di Ancelotti non lo può avere, quindi non state espresso ai colleghi miei che dico, perché una questione di regolamento è l'ultimo, ma l'ultimo non l'ha vinto la Juve, che potrebbe essere revocato, quindi il Napoli non vincerà quello scudetto, punto, lo dice il regolamento. Cominciamo a fare le persone serie, però il punto è, Leo, pensa, un'azione ti cambia tutte le azioni a seguire, un giocatore che tu legalmente, economicamente non ti potevi permettere. Quante partite? Quindi una squadra che poteva ricevere al posto di un'altra, la stessa vittoria di quello scudetto, allora vince il Napoli, allora va a fare la Supercoppa che non ha fatto, ma la vincevano, non puoi più cambiare. Hai falsato talmente tante cose e nessuno ci rimborsa, non solo da un punto di vista del risultato dello scudetto,
gli investimenti che uno poteva, di giocatori che dice ma sai io vado a giocare a Napoli perché adesso il Napoli vince, ma emotivamente non puoi più rimborsare, quindi è qualcosa di enorme, perché tu non hai falsato una partita, hai falsato dei campionati prima ancora di iniziare, coscientemente. E fatemi ringraziare, perché questo si lega proprio con quello che sta dicendo Guido. Nunziante Tiberio, che si è abbonato e ci scrive, tra le tante lingue parla soprattutto quella dei fatti, ed è quello che praticamente ci sta dicendo Guido, perché qua non è più nemmeno la narrativa, questi sono i fatti che sono successi. E indietro non si torna. Sì, perché stanno facendo, bisogna essere garantisti. Se c'è una persona accusata di pedofilia, che è un reato tremendo, no? È chiaro che tu devi essere certo, a parte che già accusarla gli avrai rovinato la vita, come è successo. Sì, perché resta il sospetto. Però fino al c'è un bellissimo film, Il sospetto, tremendo, con quell'attore meraviglioso, che non solo è bellissimo, ma di una bravura disarmante. È chiaro che la Costituzione italiana e anche, diciamo, delle regole morali, etiche, ti portano a dire aspettiamo fino al terzo grado di giudizio, ma questa non è una questione finanziaria, etica, morale, è sport, che dovrebbe essere un pochino più leggero. Il problema qual è stato, Valerio? Che tu è alla fonte, perciò è irrisolvibile, hai trasformato lo sport in una finanza. E quindi gli hai portato dentro tutti i difetti, i malanni, gli imbrogli della finanza. Nello sport, che non è finanza, dovrebbe essere sport, al massimo arbitro così lì, e quindi se tu alla fonte non correggi questa cosa, ma non correggi perché si sta andando invece verso investimenti ancora più grossi di società ancora più indebitate, cioè si invoraggia, detto, è inutile parlarne. Quindi il garantismo che viene adesso sbandierato, che è legittimo 99 volte su 100, ovvero sempre, tranne nel caso dello sport, ok, ma non mettetelo in mezzo al sport, perché lo sport dà emozione alle persone, e una volta che tu gli hai rubato l'emozione, perché tutto quello che hanno visto, a cui hanno assistito, è stato tutto fasullo e falsato alla fonte, ciao. E quindi su questo campionato io prima sono un po' preoccupato, non pessimista, perché non è che diciamo dopo poi scriveranno nei commenti quanto è pesante. Posso essere preoccupato, uno che è in toga un anno prima, un po' preoccupato. Vediamo le prossime due. Fabio ci chiedeva, non ricordo i diffidati, se li vuoi dire, visto che dopo la Samp c'è la Juve, li rischieresti, dato che al 99% sicuramente saranno ammoniti? Oggi è stato ammonito Di Lorenzo e Kim. No, a memoria solo giocatori con 3, diciamo, abbiamo, e sono Kim, Di Lorenzo, quindi non abbiamo diffidati. Abbiamo 3 Kim, no, e poi 2 Di Lorenzo, 2 Mario Rui, 2 Nonbelé e pochi uno. Napoli ha 22 ammonizioni, puoi anche far vedere i 2 grafici che ti ho mandato, quindi sì. dovremmo prendere un'ammonizione per andare in diffida, o un giocatore dovrebbe avere un'espulsione o una doppia ammonizione, quindi non ci sono diffidati. Allora facciamo subito vedere. No, perché oltre lo scudetto famoso che i tifosi, che poi nelle trasmissioni chi lo accusa e chi invece è pro De Laurentiis del bilancio, io vorrei far notare che quest'anno continueremo a vincere lo scudetto della squadra meno fallosa, sia come falli che come cartellini, però non ti danno un premio per questo, e non solo, non sempre, anzi mai, ha contribuito a far vincere i campionati. Questi sono per falli fatti, no, questo è per cartellini, e il Napoli ne ha solo 22. Puoi far vedere anche quello per falli fatti, è imbarazzante no, perché noi abbiamo sentito varie domeniche dove eravamo quelli come la BBC, no? Della Juve, brutti tutti i cattivi e i criminali, sì. Ma continuiamo a essere ultimi, per dire, ma di gran lunga. E le squadre, sappiamo che Maestro Sarri è fissato per la difesa, vuole tenere molto palla, non porta i suoi giocatori a fare falli, perché l'abbiamo avuto per 3 anni e lo sappiamo. Lo conosciamo da questo punto di vista possiamo dire che è un signore, senza nessuna ironia, perché adesso devo sempre specificare, sono le capi calde, dice che è ironico. Quindi pensate che infatti Verona, io sono molto deluso quest'anno dal Torino, devo dire,
molto deluso da Juric, si è rammollito. Che non ha più il primato dei perché non ha più il primato. Quindi Fabio, non abbiamo giocatori in diffida, abbiamo Kim con 3 ammonizioni, poi qualcuno con 2, molti giocatori con 0, avendo le 22, e poi tanti giocatori con, tipo Rachmani ne ha 1, Simeone 1, Politano 1, Ostican 1, Osimhen 1, Olivera 1, Ndombele 2, Lozano 1, Lobotka 1, Juan Jesus 1, Elmas 1 e Anguissa 1. Allora, a proposito di Kvara, dal momento in cui gli avevano chiuso entrambi i dribbling sui 2 piedi, non avrebbe potuto spostarlo sulla destra con Lozano sulla sinistra? A me non dispiace come idea, anche per sparigliare un po' le aspettative. Questa è una domanda intelligente che ci riporta a un discorso che feci tornando indietro nel tempo, e dai tempi di Benitez, che non vediamo più, quindi Sarri mai, no? Anche Ancelotti cambiava soprattutto la posizione di Fabian Ruiz, dove ha giocato qualunque posizione tranne il portiere. Questo cambio sulle fasce, perché noi ricordiamoci Callejon e anche Insigne qualche volta Benitez li cambiava fascia a seconda del momento del difensore. Invece poi noi ci siamo messi su questi binari con Sarri e i successori allenatori, e noi sappiamo che può cambiare uomo su uomo, no? Entra Lozano al posto, entra nessuno al posto di Lorenzo, questo sì, eccetera eccetera, sulla fascia sinistra, però non vedremo mai Mario Rui a destra, Lozano lì, qualche volta Lozano è quello che gli hanno cambiato un po' più fascia all'inizio, no? Ma più che altro perché a sinistra c'era Insigne, quindi eri bloccato. Certo. Però potrebbe essere interessante, soprattutto con la Kvaratskhelia, che sembra avere lo spunto su tutti e 2 i lati, no? C'era a pallacanestro c'era un giocatore che era fortissimo, che era Toni Kukoc, che giocava nella Jugoplastica e massacrò tutti. Poi fu preso dai Chicago Bulls, è stato eletto miglior sesto uomo nei Chicago Bulls, che vissero il repeat e il triplet. E quando giocava nella Jugoplastica, anche se era famoso il fatto che tirava molto bene da 3, pur essendo un 2,05 se non sbaglio, 2,03, Kukoc, che era molto alto e molto magro, io parlai col suo allenatore della Jugoplastica, si chiamava così, diceva che Kukoc aveva 20 modi diversi per entrare, cioè era molto fantasioso nella penetrazione e conclusione o penetrazione e scarico, si chiama così, non è una frase sessista, sempre questo dobbiamo specificare tutto adesso, e quindi mi piacerebbe vedere Kvaratskhelia, la fantasia deve ritrovare la forza nelle gambe, nello spunto rispetto a Politano, no? Che sappiamo avere questo movimento di accentramento per il tiro, per lo smistamento, per avere quella imprevedibilità in solo fantasia, per comunque sai, i difensori ti studiano, no? Dice io so che lui può andare là e quindi gli concedo anche l'esterno, tanto non mi va Politano. Ecco, avere quel dubbio, ho detto ma io adesso qual è la gamba forte, qual è il lato forte che devo difendere? Ma infatti le cose migliori Politano me le ha fatte vedere quando improvvisamente va sul fondo e la mette anche di destra. Può non essere il cross più bello e potente del mondo, ma nel frattempo hai creato la superiorità perché l'avversario ti sta inseguendo, che te lo sei lasciato. E poi su Kvara io insisto su questa idea che probabilmente non vedremo mai, anche perché abbiamo Raspadori in rosa, che sotto punta potrebbe creare ancora di più questa situazione di imprevedibilità, perché puoi andare dove serve, una frase poi cara a Spalletti, andare ad occupare gli spazi che si creano e non avere delle posizioni stabilite. Uno Kvara sotto punta nel momento in cui vuoi giocartela con un po' più di offensività, secondo me mica male. Poi e a sinistra ti puoi spendere, significherebbe 2 cose molto positive, quello che dici tu, perché quella posizione è una posizione molto difficile, devi avere veramente qualità non solo tecniche, tattiche, ma proprio di timing, però chiaramente è una posizione dove tu fai un notevole salto di qualità. Sono squadre che hanno un forte secondo attaccante sotto punta che trova subito la mattonella
il timing giusto nella partita, è una zona pericolosa, perché è la zona dell'ultimo passaggio, di un tiro, di un possibile tapin a rimorchio, insomma, quindi è una zona dove diventa decisiva la tua posizione, non è a 80 metri dalla porta, dove, tranne che non si è chiamato un recupero difensivo, gol non lo fai nel senso. Quindi se lui impara, infatti in questo era migliorato molto Mertens, io continuo a dire, invece di dire il sacrificio, facciamo pulizia negli spogliatoi, poi se vinciamo lo scudetto, bene questa pulizia, se non vinciamo lo scudetto, questa pulizia che cosa è servita? Se mai c'è stata questa pulizia, perché poi anche queste cattive voci e devono migliorare i tifosi, solo i tifosi devono migliorare la qualità, vabbè. Vediamo, però non è una posizione facile e devi avere degli allenatori molto bravi. Faccio un nome su tutti, no? Che è un maestro assoluto nei movimenti d'attacco, Zeman, perché noi la vediamo semplice da Valerio da sopra, dalla televisione, il campo, invece 5 metri più avanti o più dietro partire, a meno che non sia Osimhen. Oggi Osimhen, quando non gli hanno fischiato quel fallo e poi quella trattenuta a 2 mani lì, ha fatto l'azione alla Valerio, quella che lui gli chiedeva, è partito dietro il difensore, parecchio dietro, e gli è arrivato avanti, è arrivato, quello l'ha spintonato, non è caduto, è riuscito a anche andare a cross, gliel'hanno fermato a 2 mani dal calcio d'angolo, però non tutti hanno quella dinamicità e anche quella progressione. E tu hai una posizione sicuramente importantissima, quella che dici tu, ma non facilissima. Anche perché i giocatori li paghi molti soldi, non perché perché così te li vogliono regalare, diciamo questo, perché diventano decisivi. Buonasera a tutti. Da quel giorno che rubarono la macchina a Kvara non mi sembra più lo stesso in campo. Cosa ne pensi? Fabio risponde che sono coincidente, la botta alla schiena che ha avuto a Liverpool era più grave del previsto. Io non me la sento di sposare questa tesi, perché non ho elementi. Io ci tengo, e Guido, voglio sapere la tua anche al riguardo. È importante. Mi tiro fuori totalmente. Lui si tira fuori. Io voglio fare un discorso generale. Sugli infortuni mi sono espresso spesso, subito, premesso, dicendo non sono un medico, non ho visto l'attacco, la radiografia, però ho tanta esperienza e purtroppo ci ho preso tanto, a volte ho anche consultato, e lo stesso mio amico radiologo ha detto ancora non l'ho visto, anche ricordatevi lo stesso infortunio di Osimhen in faccia, sulle caviglie in particolare, invece lì c'ho esperienza perché sono le mie quelle che ci ho rimesso. Sulle ilazioni, no, mi tiro fuori perché faccio il pagliaccio, non saprei dire. No. Io faccio un discorso generale. È importante perché nel mondo in cui viviamo si sono creati sempre 2 estremi. Se uno crede a tutto, oppure uno è complottista, e quindi non si può né non credere a niente né accettare tutto così. Io la dico diversamente. Nel caso specifico di questa cosa di Kvara, io non ci ho parlato con Kvara, non ho parlato con i suoi genitori, non ho parlato con il suo procuratore e non ho parlato con Spalletti. Di conseguenza io non so il ragazzo come sta, se è rimasto traumatizzato, se se lo lascia scivolare addosso. Queste cose sono capitate a tutti i calciatori. Pensate a un nome di un calciatore, sicuramente sarà stato rapinato e avrà avuto una cosa. E sicuramente ognuno di loro poi reagisce diversamente. È capitato anche perché le botte le prende, perché il ragazzo viene maltrattato. Quindi io non prendo posizione non perché non voglia parlarne, ma perché non ho elementi per dire come la penso al riguardo. Quello che è sicuro è che il ragazzo non può aver dimenticato come si fa un dribbling o come si può essere decisivi. Ce l'ha fatto vedere nel campionato, che è scarso, e nella Champions, che non è scarso. Quindi io mi aspetto che riprenda la forma, quella che è proprio l'attitudine alla partita, e ci farà rivedere delle cose importanti. Quello che posso dire dall'esterno, considerando la giovane età, la forza, eccetera, non possiamo escludere che abbia avuto anche un piccolo problema, un dolore, un'infezione alla schiena, ma sicuramente la storia del mal di schiena, che non escludiamo, non stiamo dicendo che è falsa, cioè, non è così grave, soprattutto a 21 anni, non sono 40. Cioè. L'aspetto psicologico non lo possiamo escludere. Io credo che un grande campione come Quagliarella
molto amato anche dai tifosi della Sampdoria, a cui mandiamo un grande abbraccio a Quagliarella. Gli idee del calcio sono stati particolarmente severi e ingiusti con lui. Quando successe quel fatto che noi non conoscevamo, no? E si è preso insulti indecorosi dalla tifoseria napoletana, non bisogna mai essere superficiali, ma anche quando ha dato la Juve nelle altre squadre, cioè, sì, è stato Quagliarella. Appena si sono avute le sentenze, poi è stato reso noto le ragioni dell'allontanamento vero e proprio da Napoli. Lui lascia un'intervista commovente, eccetera. Quagliarella è tornato a essere incredibile con 5-6 anni in più, che per un attaccante sono tanti, perché perdi un po' di velocità, di brillantezza. Addirittura ha vinto una classifica dei capocannonieri in tarda età e nessuno gli restituisce quegli anni dove sicuramente una maggiore serenità, perché è un essere umano, tu è vero che sei nel giusto, la tua famiglia, tua moglie, i tuoi figli veramente non l'hanno amato, però gli hanno rovinato la carriera, e quindi anche un campione esperto come lui, che aveva fatto bene, che aveva coronato anche il suo sogno di arrivare a Napoli, è stato penalizzato psicologicamente e non aveva 21 anni, poi si è sbloccato psicologicamente e cominciato di nuovo a segnare di più, perché non è che ha smesso di segnare, non è che ha smesso di fare gol fantastici, però è stato penalizzato, ragazzi, e psicologicamente ci sono tanti episodi. Abbiamo citato Quagliarella perché mi piace citarlo, perché deve essere anche un esempio a non essere superficiali, Gattuso out, a seguire tutta sta gente, no? che predica in tutte le tifoserie, no? Pensiamo come hanno distrutto Allegri, adesso le stesse persone lo sanno, no? I Juventini. Bisogna essere un po' più sereni nei giudizi. Poi se uno è un violento, cioè il famoso fallo che c'era su Maradona, è chiaro, quello rientrò sulla caviglia, gli spezzò la gamba, non è che dici devi dare il garantismo, però un po' di saggezza. Io non so che cosa è successo, non so se quello può aver influito, però non lo posso escludere. Esatto, questo era quello che volevo. Valerio, Monica Seles, no? Stava massacrando tutte, probabilmente era destinata a vincere lo slam, perché aveva battuto ormai ripetutamente la grande rivale, una delle più grandi campionesse del tennis, che è stata Steffi Graf, moglie di Andrea Agassi, grandissima campionessa, è quella che aveva tolto dal trono la grande Martina Navratilova, no? Grandissima Steffi Graf. Beh, lei fu accoltellata durante una pausa tra un gioco e l'altro da un pazzo, da un tifoso. È stata fuori 1 anno e mezzo, quando è tornata non è più stata Monica Seles. Ragazzi, l'aspetto psicologico, non sto dicendo di questo a Cromasteria, però io vi sto dicendo da storico, io non sono uno storico del cinema, un po' lo sono anche dello sport, anche tanto, diciamo. Succedono da episodi piccoli a episodi grandi, episodi medi. Non lo so, lo sapremo negli anni dopo, può aver avuto un altro problema fisico, non possiamo sapere, possono essere tante cose, no? Però a priori, non sapendo, non possiamo dire in maniera superficiale e bigotta no, il che non significa essere complottisti. Valerio ha fatto un'introduzione molto saggia e corretta. Spero di essere stato molto chiaro. Sì. In questo è uno scherzo tra due che si conoscono, io e Alberto. Alberto ha giocato Oliveira, ha perso, com'è possibile, visto che sempre colpa è solamente colpa di Mario Rui, com'è possibile? E prendo anche questo messaggio qua: Lobotka e Anghissà non sono passati a centrocampo perché Zielinski non è un centrocampista. Devo ricordarti che Zielinski vive dei suoi stati di forma, perché Zielinski sontuoso contro il Liverpool, Zielinski sontuoso in altre partite, che danza sul pallone e crea superiorità numerica. Lobotka e Anghissà bastano e come, e alle volte è bastato anche solo Lobotka quando anche Anghissà scendeva. Quindi gli stati di forma, fare i giudizi come li fai tu, assoluti su tutti i giocatori, fai brutte figure. Io te lo consiglio perché poi ti esponi, e lo vedo che ti esponi su tutti i video di tutte le trasmissioni, ti pigliano in giro e mi dispiace perché so che sei una persona per bene e intelligente. Non ti fai debiti, si fa i debiti. Secondo me in questa partita, come a volte altre, non c'è stato un giocatore, sai, ci può essere una partita dove tutti siamo espressi bene, ha fatto 2 erroracci, non so, se è perso un giocatore, rigore, espulsione, ti lascia in 10, 1-0 per le avversarie, intanto ti rifà tutto. No. Non puoi dire che è un giocatore da 3, da 4, io non do voti, per dire. È proprio stato tutto in generale.
Sì. E anche per questo non c'è un giocatore, dice, anche Osimhen, che non puoi dire non si è impegnato, era svogliato, non è riuscito a emergere, perché poi se gli arrivano pochi palloni, no? Anche la continuità, io insisto molto sul fatto che una squadra, se riesce a avere tanti minuti di seguito, di continuità, è più pericolosa se ha 4-5 azioni nel corso di 90 minuti, perché essere un tambur battente per quei 15-20 minuti è più facile che poi l'altra squadra, avendo 20 minuti di fuoco, ti possa fare l'errore piuttosto che diluita in una partita, no? Se diciamo tu facevi 10, 15, 20 minuti così, forse c'erano quell'azione disperata che è riuscito a guadagnare quei secondi per far uscire Onana, perché comunque Osimhen l'ha stoppata bene, ha fatto quello che doveva fare su quell'azione, non puoi dire che ha perso 2 o 3 tempi di gioco, perché chiamato a ripetute azioni difensive gli perdeva quello smalto e Osimhen aveva il tempo di fare la zampata e mettere nell'angolino. Quindi questa partita non c'è un Gattuso out, poi se le persone proprio non riescono a ragionare in un altro modo, basta, mi arrendo. Bravo. Io poi questo è un discorso anche a te caro, che la paura di perdere non sovrassi la fame di vincere, spero solo questo. Io vi faccio questa confidenza. Questa è una bella osservazione invece. Sì. Anche Spalletti, io non li ho visti arrabbiati. Vi ricordate Insigne incavolato con Sassuolo Napoli 3-3, rigore un po' generoso sul... Ma quello era un buon segno. È un buon segno. Tu non puoi rimanere molle. Oggi c'è da essere arrabbiato. Non hai buttato il campionato, non hai perso lo scudetto, perché poi si dirà in Napoli tutti i nostri colleghi. No, però ragazzi, da un punto di vista psicologico è fondamentale. Intanto tu mettevi un messaggio al campionato, vedi, abbiamo iniziato così come abbiamo finito, vincendo. Tutta la vostra narrativa che poi si perdeva, siamo l'unica squadra imbattuta nei 5 campionati. L'Inter fuori, 6 sconfitte, 14 punti lì. E psicologicamente oggi mettevi un mattone bello piantato a terra e vallo a togliere, no? È più questo che mi dà fastidio, perché la classifica è tranquilla, l'abbiamo visto. È più aver dato ragione a questa narrativa che rende un po' amara la serata. Auguro la buonanotte a Annunziante, che ringrazio. Tra l'altro ti sei abbonato, scrivimi su Telegram se hai Telegram, così ti posso aggiungere al gruppo degli abbonati. Guido, prendiamo gli ultimissimi messaggi, perché siamo quasi a 2 ore. Per esempio Valentina ti chiede l'eccessiva... prima che io volevo fare questa confidenza alla community. Ieri ho avuto una giornata di quelle, sai, super impegnate. Mi sono svegliato alle 4:50 del mattino per seguire la conferenza di Spalletti e sono andato a ruota, ho fatto palestra, ho fatto tutti i servizi, ho fatto 5-6 video, le prove in sala, ho fatto tutto quello che... e mi sentivo un leone, te l'ho detto, no Guido? Io e Guido ci siamo sentiti, ho detto mi sento un leone. Stamattina mi sono svegliato un po' pigro, ma non per indolenza o mancanza di voglia, non vedevo l'ora di fare la live, di vedere il campionato, però capitano le giornate in cui ti svegli ed è una giornata può capitare, e poi secondo me questa è una di quelle cose che spesso ci dimentichiamo, e noi il discorso che non sono robot, sono esseri umani, può capitare la giornata dove tu, e magari Politano o Kvara dice oggi non ce l'ho dentro di me e non capita, non riesco a prendermi la squadra sulle spalle e fare la differenza. Teniamolo presente quando poi facciamo i giudizi trancianti e diciamo quello non è buono, quell'altro non è buono. Capita anche la giornata dei vari singoli giocatori. Questa è una mia confidenza che ho voluto condividere con voi. Eccessiva libertà dei terzini avversari oggi soprattutto è solo un problema di disattenzione individuale o di movimenti sulla linea nelle scalate, o un mix delle due cose, chiede Valentina. Una domanda interessante. Innanzitutto dobbiamo dividere la partita in quarti o in terzi, 30, 30 e 30, no? Perché non c'è stata sempre la stessa situazione. Nel primo tempo i grandi pericoli dell'Inter, cioè causati dall'Inter, sono stati passaggi lunghi, o per esempio c'è stato un pericolo dovuto a un errore nella scalata del fuorigioco, dove siamo stati imbucati. Poi comunque l'azione sarebbe stata
in fuorigioco lo stesso, dove Lukaku ha smistato palla, no? Dove non è una questione di terzini, però è chiaro che tu rischi con una squadra che si difende molto bassa e rinuncia a, diciamo, attaccare, ma gioca su quello. Noi prendiamo un famoso gol con Gattuso out di un lancione, ve lo ricordate, di oltre 50-60 metri, okay, dice che può fare un allenatore lì. Nel secondo tempo invece no, è venuto meno, e forse Spalletti poi se ne è accorto, doveva cambiare prima certe cose, perché per esempio sono venuti meno volte i raddoppi difensivi di Politano. Quest'anno abbiamo detto più volte che era migliorato moltissimo nella qualità e costanza nell'azione preventiva del raddoppio, anche nello sporcare dei passaggi. Quindi, oggi l'abbiamo visto meno, come ha detto Valerio, no? Poi non dobbiamo dire che uno è svogliato. Purtroppo tu non puoi avere la stessa qualità di muscolare tutte le partite. A volte fino al giovedì ti sei allenato benissimo. Vabbè, oggi era mercoledì, no, per dire venerdì, e poi giochi il sabato e stranamente stai rendendo meno bene. Quindi il primo tempo dovuto anche all'atteggiamento in campo delle due squadre. Nel secondo tempo c'è stato tutta la parte iniziale del secondo tempo dove Napoli è sembrato molto stranamente disorganizzato, lungo e largo. Tutte e due le cose, lungo e largo. E lì diventa più difficile, quindi tutte e due le cose, no? Non solo scalare. Sappiamo che con una squadra che gioca come l'Inter 3-5-2, e dove tu sei già in inferiorità numerica a centrocampo con un Zelinski che oggi ha faticato in alcuni momenti della partita a trovare la zolla giusta, soprattutto difensivamente, perché poi quando prendeva palla si è mosso bene, si è girato bene con abbastanza velocità, ha allargato bene il gioco. Non è stata una partita scintillante, però non possiamo dire che da un punto di vista, diciamo, del centrocampo non offensivo è stato pessima, no? È stato imbucato più volte, e quando noi vi ricordate, quando vi facevo vedere quanto era bravo Mertens non solo al primo press, al primo sporcare, perché tu puoi anche non prendere il pallone, ma se hai tolto tempi di gioco e qualità, anche se il pallone è filtrato, tutta l'azione diventa più macchinosa per gli avversari. Il Napoli a un certo punto pressava con due, anche 3-4 uomini, però male. Oggi quindi dobbiamo capire tante cose, lo capiremo già nelle prossime due partite. È una questione di forma, che giustamente tu hai fatto un certo tipo di programmazione, ci sta pure che oggi hai questo stato di forma, non puoi essere oggi al 100%, devi arrivare a maggio, no? È una questione di mentalità. Ci sono anche altri due aspetti che vanno sottolineati, che non sono scuse. Brutti, ripeto, i primi 20 minuti di arbitraggio sono brutti perché ti indirizzano la partita, perché quando tu, diciamo, riesci pure a uscire o attaccare, ti fanno fallo, non viene fiscato, e ovviamente poi tu hai 4-5 giocatori in avanti e hai più difficoltà, di cui uno è caduto per il fallo, a rientrare, perché se Kvara come Politano è uno che poi ti deve aiutare nel doppio difensivo e sta sulla tre quarti, anzi sulla linea di rigore dell'Inter, caduto, non ti torna indietro, scalano in maniera diversa tutti i giocatori, e il campo di San Siro fa veramente schifo, Valerio. Sì, questo è un problema, no? Non voglio fare parlare della situazione, non l'ho voluto dire, però si vede, adesso abbiamo le televisioni in 4K, è una cosa diversa da stare lì, è vicino, là, però è stopposo, tu lo vedi dalla palla. Questo è un problema serio che abbiamo in Italia. In Italia, tranne 3-4 stadi, la gran parte dei terreni di gioco è così, se non peggio, perché Marassi, facciamoci il segno della croce, detto, ricordiamoci come tradizionalmente, soprattutto quest'anno Marassi, tra l'altro di squadre che una sta in Serie B, l'altra è penultimo posto, quindi se San Siro, la scala del calcio in queste condizioni, e tu sei molto penalizzato nel Napoli sempre, perché diventa tutto più lenta la tua azione. Cioè, vabbè, non è la scusa, diciamo, alla Mazzarri che poi è iniziato a piovere, però la qualità del gioco ne viene anche un po' meno, ed è un problema generale. Quante volte le squadre che venivano a giocare la Champions anche a San Siro, mi ricordo il Barcellona, quante volte si è lamentato, e poi alla fine è lo strumento di gioco principale insieme al pallone, il terreno di gioco, esatto.
Sì, e in effetti proprio quello che ci dicevi, larghi e lunghi, ed è proprio quello che Spalletti aveva detto, abbiamo giocato su quello che loro hanno più comodo, e sono proprio abituati, che negli spazi la loro velocità e la loro prestanza fisica alla meglio nei duelli, perché poi anche i duelli sono stati fondamentali, abbiamo persi quasi tutti. A me mi è mancato assai Anghissà, cioè è come se... Sì. Io è uno di quelli che deve fare la differenza. Sì, Valerio, con molta serenità, perché poi qualcuno dirà pesantezza, pesino, tutte le cose, non mi interessano proprio più queste persone, mi arrendo, io che non mi arrendo mai. Quello che è successo oggettivamente, cioè, lo ammettiamo, l'abbiamo visto con grande tranquillità e serenità, bisogna capire il perché, no? Perché fortunatamente, l'abbiamo già ripetuto, abbiamo ampio margine, no? Se è tutta una questione di stato di forma molto scadente, di tanti giocatori, quindi tu non... Se è stata una questione di stato di forma e di mentalità, diciamo, perché il primo è il problema meno serio, perché si recupera, è chiaro che devi cercare di recuperare nel più breve tempo possibile, perdendo meno punti possibile, perché l'anno scorso, ricordiamoci, quelle 9 partite, 8 punti, fu un dramma. Il secondo è preoccupante, perché la puoi cambiare come può rimanere sempre, come puoi rimanere un Peter Pan per tutta la vita, pure a 90 anni. No? Il tempo, le prossime partite ci chiarirà con molta serenità, perché noi le guardiamo senza preconcetti, non dobbiamo fare politica, come dicevo, e né abbiamo amicizie con i procuratori, e quindi ci chiarirà il tutto. Che dei giocatori troppi oggi, e tu hai sottolineato, e noi sappiamo quanto vogliamo bene, siamo ammirati da Anguissà, andava a un cilindro, era evidente che poi ha qualità nei piedi e personalità, lui comunque non si spaventava di avere la palla nei piedi, di girarsi, però è meno devastante. Sono tutti giocatori che davano prima 2 metri immediatamente all'avversario e adesso non glieli danno, questo e cambia tutto. Alf, perché diciamo, lo box è sembrato in crescita, non finisco, rispetto agli amichevoli, ma non quello che avevamo lasciato, eccetera, cioè tutti così. Un po' di pistacchi ad Alf, perché prima pensavo che si riferisse che fosse uno dei nostri, e invece è un passante, perché noi salutiamo sempre i passanti, e quando i passanti passano dopo 2 ore di live e tu lo puoi vedere che abbiamo analizzato. Vabbè, il grande Le Boschi, Valerio, il grande Le Boschi, non ti attaccare a queste cose. Ma non ti ci ricordi arrivano quando Steve Buscemi viene interrotto da John Goodman, dice sei arrivato non puoi parlare, ha detto non puoi parlare, non ti diamo la parola, perché abbiamo detto 100.000 cose, tutte sbagliate le mie, però le abbiamo dette. Faccio 150 nomi di mercato. Sì, tu sei Steve Buscemi, a cui voglio un gran bene, tra l'altro anche conosciuto. Lui presentò un film, non più di uno, si chiama in italiano, io non mi ricordo in italiano, che si chiama Oblivion in inglese, è di Tommy Di Cillo, veditelo Valerio, è un gioiello, tra l'altro prende in giro anche un po' chi si scimmottava Lynch, in 3 parti, è proprio cinema indipendente, tra l'altro Tommy Di Cillo è il direttore della fotografia di un documentario che si chiama When We're Strange, che è il vero documentario sui Doors. Vedi. Abbiamo Stiamo degli parlando spunti. di grandi... Sì. Quindi Steve Buscemi io gli voglio molto bene, è un grande attore, non è solo quello attore tarantiniano, no? Del violino più... Ragazzi, io vi bacio tutti, voglio ringraziare Guido Gentile per la sua presenza come sempre, e vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare i like finali, perché domani facciamo analisi con grande umiltà, perché noi possiamo fare solo ipotesi e intuizioni, a volte ci azzecchiamo, a volte no, e cercheremo di vedere, di analizzare tutte le possibili motivazioni che hanno portato a questa prestazione un po' scadente. Grazie Guido Gentile. Sì, io ti ringrazio, saluto tutte le amiche belline, gli amici bellini, i passanti, anche Steve Buscemi, quello vero e quello fasullo. Mi scuso per il raffreddore, tra l'altro piccola chiosa, non so se l'ho detto prima perché il raffreddore mi stordisce. Ho registrato un video per pubblicarlo prima della partita
che poi ho lasciato in sospeso perché sto talmente raffreddato che ogni tanto mi soffiavo in naso e chiedevo scusa, mi vergogno. Io non so se adesso lo riregistro e a me il raffreddore prende in maniera tipo mammut, potentissima. Quindi, però anch'io non sono un robot, anzi tutt'altro, sono un robot raffreddatissimo, eccetera. Un abbraccio a tutti, non ci prendiamo collera. Non vigiliamo, se no avremmo fatto tutto il concorso da vigile. Questo salutiamo i vigili. Salutiamo i vigili. Invece no, saluto Martina Narrativo, grande campionessa. Questo è un saluto personale. Per una volta niente categorie, vigili salutiamo la prossima volta. Buon lavoro Valerio e forza Napoli sempre. Un abbraccio a Guido e un abbraccio a tutti voi. DAZN ha rallentato il gioco del Napoli, ci ha portato bene il nuovo sponsor. Ragazzi, io vi voglio bene, vi adoro, siete straordinari, aiutate anche me ad allietare i momenti non facili e non belli del percorso, però giusto per sfizio, perché la classifica non è una notizia come dice Guido, ma la classifica è ancora questa qui e sappiamo che possiamo tranquillamente rievalutare, perché in inglese evaluate, la sconfitta con l'Inter in base alla reazione veemente che voglio vedere contro la Sampdoria. Dopodiché la Salernità, la Juventus, si faceva questa riflessione, il Napoli può steccare con la Juve. Quasi io ci sto pensando, e ve lo dico con tranquillità, se si potrebbe anche vincere con la Juve, magari con la possibilità poi di steccare con la Salernitana, però vi dico la verità e dovete credermi quando ve la dico, sarebbe meglio, e credo